Siamo in un istituto di formazione e quindi è giusto che rispettiamo gli orari, anche perché oggi parleremo proprio di questo. Inviterei qui al tavolo il professor Campagna, Luigi Campagna, che poi interverrà con una relazione nella discussione, e il dottor Olivotto di LEF. Io mi presento, sono Daniele Morassut, sono il moderatore dell'ufficio di pastorale sociale della diocesi di Concordia Pordenone. Qui con noi oggi sono presenti diverse autorità, in primis il vescovo di Vittorio Veneto, che salutiamo, e poi abbiamo il direttore dell'ufficio di pastorale sociale della diocesi dalla quale io provengo, il Don Dario Roncadin. Da qualche parte ci dovrebbe essere anche Don Andrea, che eccolo laggiù. Don Andrea è il gran capo della Caritas di Vittorio Veneto, ma anche il direttore dell'ufficio di pastorale sociale della diocesi di Vittorio Veneto. Siamo in una situazione un po' strana perché siamo in provincia di Pordenone, però siamo nella diocesi di Vittorio Veneto. Saluto poi naturalmente tutti gli altri, il direttore di sede, la dirigente, la dottoressa Polmonari, alla quale poi chiederò di intervenire. Allora, molto brevemente, e altre persone, insomma, adesso non ricordo i nomi di tutti. Noi abbiamo invitato a questo evento le istituzioni del nostro territorio, in particolar modo a partire dalle amministrazioni comunali, ma anche tutta una serie di altri soggetti. E poi soprattutto ci siete voi ragazzi, no? Ci fa enormemente piacere che oggi siete qui e speriamo anche che poi nella seconda parte, nella discussione, nel dibattito, abbiate voglia anche di intervenire approfittando di questa occasione. Bene, a me corre l'obbligo di fare una piccola introduzione. Quindi parto immediatamente con alcune cose che mi sono scritto e le cose sono queste. Gli uffici di pastorale sociale di Concordia Pordenone tornano a lavorare insieme dopo lo stop imposto dalla pandemia. Questa collaborazione rappresenta un unicum nel panorama nazionale. Tante sono le cose che condividiamo in quest'area a cavallo del fiume Livenza. Lavoro, sistemi di impresa, formazione, e la scuola del mobile che ci ospita qui oggi è sicuramente un'eccellenza di quest'area vasta. Condividiamo economia, sociale e molto altro. Due province, quella di Pordenone e quella di Treviso, due diocesi, ma direi una sola comunità. Per gli uffici di pastorale sociale l'iniziativa odierna rappresenta una ripartenza di una collaborazione che affonda le radici in un recente passato costituito da incontri, iniziative sui più svariati argomenti del lavoro e del sociale. Un passato che ha visto affrontare le problematiche del lavoro e dei grandi cambiamenti di quello che è stato e continua ad essere uno dei più importanti distretti produttivi del nostro Paese. Non siamo un'organizzazione datoriale, neanche un sindacato. Il nostro scopo è di offrire al mondo del lavoro, alla comunità, un punto di vista, una riflessione sui temi dell'attualità del lavoro e del sociale, secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. I soggetti deputati, le istituzioni, le parti sociali, se vorranno, possono tradurre quanto oggi affronteremo in accordi, procedure, modalità. Oggi affronteremo un tema di stretta attualità, o meglio una serie di argomenti di un tema trasversale al mondo del lavoro. Non parleremo esclusivamente del distretto del mobile, della sua evoluzione, delle imprese e dei lavoratori che lo costituiscono. Affronteremo un tema trasversale al mondo del lavoro. Parleremo di orario di lavoro. Un tema di strettissima attualità, una questione che interessa il tempo di vita
con il tempo dedicato al lavoro, le modifiche che si stanno verificando anche a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. La questione degli orari di lavoro insieme al tema del salario da sempre rappresenta uno degli argomenti più importanti delle relazioni industriali tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Il tempo dedicato al lavoro, quello impiegato per il riposo, per lo studio o per lo svago, sono questioni ampiamente dibattute e regolate da contratti e leggi. Il lavoro delle donne, dei giovani, oppure il lavoro notturno, straordinario o a turni nelle più svariate modalità sono questioni su cui si dibatte e ci si confronta e si pattuiscono accordi. Un tempo si diceva 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore di tempo libero. Questa soluzione novecentesca ancora oggi scandisce la giornata di gran parte delle persone. Di riduzione dell'orario di lavoro si discute da tempo. Un tempo, per rappresentare il tema, era stato coniato lo slogan «Lavorare meno per lavorare tutti». Oggi, di fronte alla grande trasformazione in atto, alla potente innovazione tecnologica, alla innovazione digitale che sempre più interessa il mondo della produzione dei servizi all'impresa o alle persone, ha bisogno di flessibilità delle imprese, ma anche delle persone. Ad un mercato sempre più globale è necessario pensare ad organizzazioni del lavoro nell'impresa che siano nuove, non guardando più alle soluzioni novecentesche di cui parlavo prima. È necessario immaginare a modalità capaci di guardare all'impresa, ma anche ai bisogni dei lavoratori, alla capacità di conciliare vita e lavoro. Forse uno slogan più adatto ai tempi che stiamo vivendo potrebbe essere migliorare la produttività del lavoro lavorando meglio, in minor tempo e con risorse umane più qualificate e meglio retribuite. Un lavoro qualsiasi e ad ogni costo oggi non è più così attraente come è stato un tempo. I lavoratori cercano soddisfazione, mobilità, conciliazione con il tempo dato al datore di lavoro con il resto della giornata. Anche nel nostro Paese ci sono delle esperienze pilota di riduzione della settimana lavorativa a 4 giorni. Il professor Campagna ci dirà alcune cose rispetto a questo. Il lavoro da remoto è una componente strutturale dell'organizzazione delle imprese. Oggi frequentemente è il lavoratore a scegliere con chi vuole lavorare. All'atto di avviare un rapporto di lavoro, il futuro dipendente chiede informazioni sulla cultura aziendale, condizioni e prassi applicate in azienda, condizioni di welfare che l'azienda propone ai propri dipendenti, percorsi di formazione che si propongono e si attuano a favore delle risorse umane. Una riduzione progressiva dell'orario di lavoro modulata sulle esigenze delle persone e non solo della produzione potrebbe rivelarsi una soluzione interessante. La rimodulazione degli orari di lavoro potrebbe contribuire ad affrontare alcuni nodi storici del nostro Paese, come la bassa produttività, la scarsa presenza delle donne nel lavoro, il precariato dei giovani e la fuga degli stessi sia dal lavoro che dallo studio, la scarsa natalità con i dati allarmanti sulla situazione demografica che stiamo vivendo. La proposta che più tardi sentiremo di riduzione degli orari si basa sullo sviluppo di 3 interventi strettamente collegati. Lotta allo straordinario, riduzione generalizzata per alcune ore medie, maggiore diffusione del part-time, soprattutto nella forma delle 5, 6 o 7 ore medie giornaliere. Il convegno di oggi parla soprattutto ai giovani, a coloro che si stanno preparando per entrare nel mondo del lavoro. Parla a voi ragazzi, che siete qui oggi e che vi state preparando al futuro lavorativo. I ragazzi di oggi hanno una visione del mondo differente da quella delle generazioni precedenti, un approccio al lavoro che non è solo di necessità, ma anche di soddisfazione umana e professionale. Permettetemi di dirlo, ragazzi, il futuro è vostro, a voi tocca costruirlo. Oggi sentiremo alcuni autorevoli esperti,
In primis il dottor Marco Olivotto della LEF di San Vito al Tagliamento, un centro di eccellenza del nostro territorio, che ringrazio e saluto per aver accettato il nostro invito. Ci racconterà che cosa è la LEF e soprattutto ci dirà se per davvero l'innovazione tecnologica e digitale sta così fortemente impattando sul sistema produttivo, sulle persone, e che cosa ci dobbiamo aspettare. Mi ha colpito molto in questi giorni sentire le dichiarazioni di un esperto, di un guru dell'innovazione digitale, che diceva che dobbiamo mettere un freno. Lui è preoccupato, pur essendo, no? È preoccupato delle conseguenze che ci potrebbero essere. Poi ascolteremo il professor Luigi Campagna, professore di Organization Design e Teorie della School of Management del Politecnico di Milano. Una persona che è molto dentro questi argomenti, uno dei massimi esperti, che penso di poter affermare, di questa materia. Abbiamo con noi anche, e lo invito a sedersi qui se ne ha voglia, il segretario della CISL di Treviso, Belluno, Massimiliano Paglini. Massimiliano, se ci raggiungi. Quindi persone esperte che affronteranno il tema sulla base dei loro studi ed esperienze. Dopo la pandemia anche la riduzione dell'orario generalizzato può rappresentare una leva fondamentale per aiutare il nostro Paese a uscire dalle difficoltà strutturali in cui si trova. Una riduzione degli orari costruita e adattata a filiere, distretti o singole attività produttive aiuterebbe a prepararci al sistema produttivo del futuro. Soddisfare nuovi modi di intendere la vita in un futuro con più tecnologie digitali, più robotica, più green, più smart working, più intelligenza artificiale e più economia circolare. Ecco, prima di dare la parola agli esperti, voglio ringraziare soprattutto il direttore dell'istituto che ci ospita, ci conosciamo da tantissimo tempo, il dottor Luigi Di Giulio, che è una persona che non è soltanto disponibile, ma ci mette anche grande passione e competenza. Almeno io questo è quello che ho respirato incontrandolo. E a questo punto direi invece di dare la parola alla dirigente, mi sono già dimenticato il nome, la dottoressa Polmonari, chiedo scusa dottoressa, per un suo intervento di saluto. Grazie. Forse non serve, ma insomma solo brevemente i saluti della padrona di casa, anche a nome di tutti i miei insegnanti e i miei collaboratori. Grazie Sua Eminenza di essere qui oggi con noi e di dare ai nostri studenti, ai nostri ragazzi l'occasione di riflettere su temi così importanti. Si affacciano effettivamente ora, proprio quest'anno, al mondo del lavoro. Molti di loro andranno all'università. Si tratta di 3 classi quinte che oggi potranno godere di questo regalo e di questa riflessione, presumibilmente utile anche per l'esame di maturità che affronteranno a breve. Quindi grazie a tutti voi per la vostra presenza, buon convegno e poi ci rivedremo alla fine. Ragazzi, mi raccomando, grande attenzione. Grazie. Sì, eccellenza, chiedo anche a lei. Facciamo così. Buongiorno a tutti e piacere di vedere anche numerose presenze. 2 brevi pensieri. Un primo l'ha già accennato il direttore della pastorale, sono contento che siano ripresi questi momenti di incontro e di riflessione proposti dalla pastorale sociale e del lavoro di Concordia Pordenone e di Vittorio Veneto, 2 diocesi che fanno parte del Triveneto, pur essendo in province diverse, ma e anche in regioni diverse, però fanno parte della stessa conferenza episcopale,
quindi è una comunità, come diceva, è bello che essendo coinvolti su un territorio e anche su problematiche e questioni sociali e culturali molto simili, è bello questo camminare insieme, questo sforzo di camminare insieme. Ecco un primo osservazione. La seconda osservazione la faccio proprio leggendo il tema e vedendo di cosa si va. Gestire la flessibilità attraverso gli orari a menù. Cosa c'è in gioco? Sono in gioco vari elementi oggettivi. C'è in gioco il lavoro, la necessità oggettiva che certi impegni lavorativi portano con sé, è in gioco l'esigenza, il desiderio della singola persona. Anche penso a voi ragazzi, no? Da bambini, cosa vuoi fare da grande? Abbiamo tutti delle aspirazioni che poi crescendo magari cambiano o si precisano, però abbiamo quindi non si va a lavorare giustamente come diceva perché bisogna e a tutti i costi. Oggi non è facile accettare questo. C'è in gioco, specialmente per alcune categorie di persone, penso alle donne, penso alle mamme, c'è bisogno di esigenze che a volte non vengono sempre rispettate. Quindi ci sono molti elementi in gioco in ordine a questa flessibilità. Le esigenze oggettive del lavoro, le aspirazioni, le esigenze della persona, della famiglia. Non è facile farle concordare tutto. Sarebbe bello che ci fosse un bottone da premere e tutto andasse. Purtroppo non è così, lo sappiamo. Voi siete anche, secondo me, fortunati perché il vostro studio è magari faticoso, impegnativo, però è importante perché qualifica e vi consente anche di realizzare, non dico assolutamente, ma certamente in modo opportuno, in modo positivo anche le vostre aspirazioni. Non sempre questo è possibile. Quindi io direi che la flessibilità di cui si parla il titolo, trovare il modo di conciliare queste esigenze rispettando il desiderio e le necessità della persona, richiede anzitutto uno sforzo di fantasia. Perché se dice si è sempre fatto così e si va avanti così, come non si ottiene niente. Quindi io apprezzo e ringrazio anche quelle aziende che hanno messo in atto delle forme, magari frutto di riflessione, frutto di collaborazione, frutto di fantasia, quindi ci vuole fantasia. E secondo, perché ci sia questa flessibilità, ci vuole anche flessibilità negli attori che sono in gioco, i datori di lavoro, contemporaneamente anche però coloro che cercano lavoro, perché se ognuno resta rigido sulle sue esigenze e sulle sue, tra virgolette, pretese, si va inevitabilmente al conflitto, allo scontro e non si ottiene niente. Quindi probabilmente bisogna negoziare, pensare, aver fantasia e anche a un certo punto negoziare e sapere come farlo, credo da tutte le parti. Credo che sia, mi è venuto in mente questo pensiero, però ascolto volentieri ciò che verrà detto perché mi interessa particolarmente. Grazie eccellenza. Stavo per dimenticarmi di dire due cose importanti. Qui abbiamo degli operatori di una TV locale, Tenda TV, fanno delle riprese e credo siamo tutti maggiorenni in questa sala. Ecco, se per caso dovessero riprendervi davanti e non di spalle, c'è qualche problema di privacy? Ecco, se c'è qualcuno che ha delle obiezioni ce lo dica, ce lo segnali per cortesia, che eviteremo di riprendervi davanti ma soltanto di spalle. Altra cosa che devo dire, abbiamo presente con noi ai lavori l'assessore del comune di Sacile, il signor Spagnol, che eccolo, lo saluto, se vuole portarci anche lei un breve saluto, assessore. Perfetto, grazie.
Grazie a tutti, buongiorno, e nel portare il saluto dell'amministrazione comunale di Sacile, del sindaco Carlo Spagnol, voglio ringraziare dell'invito che è giunto alla nostra amministrazione per partecipare ai lavori di questa giornata. È bello che veda impegnate le 2 pastorali diocesane, è un segnale importante per un territorio, il nostro, che è un territorio di confine e mette e riporta al centro una presenza che è storica nei nostri territori ed è nel nostro DNA, delle nostre città, del nostro contesto, che è quello della partecipazione delle pastorali diocesane e della Chiesa tutta alla crescita anche economica e di pensiero di un intero nostro territorio. Lo facciamo con piacere in una sede come quella del Carniello, una sede magnifica, dirigente caro Luigi Di Giulio, perché come tutte le sedi di questo istituto, avendo una finalità tecnico-professionale, mette i ragazzi al centro e pensa al mondo del lavoro in un'ottica rinnovata e nuova, guardando sempre avanti. Che oggi la proposta e il dibattito che ne scaturirà guardi al futuro dei giovani e a quello del mondo del lavoro senza dogmi, ma guardando a cosa si può fare in maniera concreta per dare delle risposte, risponde anche al bisogno di una nostra società e della politica tutta, che è quella di, per quanto i fenomeni possono essere difficili, di provare, ed è il dovere di governarli. Il saluto finale lo rivolgo a Sua Eccellenza il Vescovo Corrado Pizziolo, è il Vescovo del nostro territorio, della nostra città, insomma, e rivederlo fa sempre piacere. Buona giornata a tutti e davvero buon lavoro! Perfetto, grazie. Saluto anche Jacopo Galli, che è Dicevo che saluto anche Jacopo Galli, che è presidente del gruppo Legno dell'Associazione degli Industriali della provincia di Pordenone. Jacopo è anche un caro amico, oltre che un rappresentante di una istituzione così prestigiosa. Ha aderito al nostro invito, partecipa ai nostri lavori e gli dico subito che se ha delle cose che ci vorrà dire nel proseguio sarà sicuramente interessante ascoltare quello che ci dice. Bene, siamo in perfetto orario. Alle 11:15 mi hanno detto che ci dovrà essere una pausa. A proposito di orario, i ragazzi devono fare la ricreazione e per chi volesse c'è la possibilità di prendere un caffè. Magari se ci fate sapere prima, in maniera tale che l'organizzazione potentissima che abbiamo alle spalle di questo convegno provvede al caffè per chi lo desidera. Bene, a questo punto Luigi, posso darti del tu, vero? Ecco, passo la parola a te che ci spieghi un attimo il filmato che vedremo tra qualche secondo. Grazie, buongiorno, io poi vi racconterò alcune cose, però voglio partire da questo esempio perché ci permette di entrare nel merito del tema che affronteremo in maniera concreta, perché studia l'intervento in un call center per organizzare un orario possibilmente conciliante, cioè in grado di soddisfare l'esigenza del call center di rispondere alle chiamate o di fare le chiamate delle persone, di venire in certi orari piuttosto che in altro. Lo chiamiamo orario a menù, spiego anche questo è un modo con cui io e il mio collega Luciano Pero, che è nel filmato, vi racconterà l'idea. L'idea è questa. Allora, per noi analogici, antichi, menù è il menù del ristorante. I ristoranti, per lavorare bene, spesso fanno tanti tipi di menù, con prezzi diversi e con cibi diversi. Questo permette di organizzare la cucina e di soddisfare le richieste dei clienti. Questo è il menù per gli analogici. Il menù per il digitale è il menù che c'è in tutte le pratiche digitali. Tu hai una tendina, devi fare un modulo, usi quella tendina per fare il modulo e poter in maniera strutturata coordinarti con chi lo utilizzerà. Quindi l'idea che c'è dietro questo modello che chiamiamo orario e menù, che è possibile trovare delle combinazioni strutturate e organizzate per avvicinare i bisogni di flessibilità, che è più un termine aziendale, con i bisogni di conciliazione, che è più un termine delle persone. Questa è una storia che abbiamo fatto prima della pandemia con l'allora Italia Lavoro, che oggi si chiama ANPAL Servizi, che è l'agenzia nazionale che dovrebbe occuparsi, che si occupa delle cosiddette politiche attive del lavoro.
Che cosa sono le politiche attive del lavoro? Interventi che i governi fanno per aiutare le persone a trovare o a migliorare l'occupazione. Mi fermo qui e passo con il filmato che parla di più di quello che posso dire io. Bene, grazie Luigi. Inviterei i tecnici a dare avvio al filmato. Buongiorno, come posso aiutarla? Il call center è un posto molto particolare, molto strano, molto nuovo. Non è una fabbrica tradizionale, dove ci sono tante macchine, poche persone e dove ci sono degli orari di lavoro cosiddetti piuttosto standard. E perciò le aziende hanno un grosso problema sia di prevedere telefonate e di dare un orario alle persone. E sia quando le persone sono lì, qualche volta se non arrivano telefonate devono mandarli a casa, oppure se ne arrivano più del previsto devono chiedere a qualcuno di fare lo straordinario da un momento all'altro. Quindi le aziende hanno grosse difficoltà e di solito si sono comportate così. Hanno assunto persone a part-time con diversi orari. Tutto questo crea una grossa difficoltà ai lavoratori, perché si trovano di fronte a orari sempre diversi da una settimana all'altra, diversi di giorno in giorno, e quindi non riescono a organizzarsi la propria vita. Soprattutto chi ha bambini, chi ha figli, ma anche chi è anziano, insomma è difficile organizzare la propria vita. Il contesto di Call & Call a Casarano è nato 7 anni fa come un call center dedicato all'outbound, quindi alla vendita telefonica, e quindi con esigenze anche di mercato che erano sicuramente molto differenti alcuni anni fa. In questa logica sono state sviluppate le matrici di orari, delle turnistiche eccetera, che prevedevano sostanzialmente dei turni fissi tra mattina e sera. Questo era sicuramente un'anomalia un po', se pensiamo al mondo del call center oggi, che prevede una flessibilità e prevede delle curve di traffico molto difficili da sostenere, quindi era necessario posizionarci sul mercato in maniera diversa, avere della flessibilità che fino a quel momento non avevamo, avendo delle turnistiche fisse, degli orari di lavoro molto, molto regolamentati, e che era qualcosa che comunque serviva oggi sul mercato a far crescere l'azienda e a farla adeguare agli standard del mercato. L'idea è di applicare un concetto nuovo che è stato chiamato orari a menù. Cosa sono gli orari a menù? Gli orari a menù sono un modo nuovo di gestire gli orari di lavoro che consentono contemporaneamente all'azienda di avere più flessibilità negli orari dei lavoratori e ai lavoratori di scegliere maggiormente il proprio orario di lavoro in funzione, diciamo, della propria vita personale, familiare, dei figli, degli impegni e via dicendo che ciascuno ha. Il processo di cambiamento è stato sicuramente pianificato coinvolgendo una serie di figure all'interno dell'azienda, partendo dalle organizzazioni sindacali, i vari settori di HR, pianificazione, regia, per poter studiare una soluzione che fosse nello stesso tempo sostenibile e potesse avere un senso, nel senso di avere comunque dei feedback anche da parte degli operatori. Quindi è un progetto ad alto coinvolgimento, non solo della direzione aziendale, dei sindacati, ma anche ad alto coinvolgimento dei lavoratori, dei team e dei team leader. Sono state fatte anche ovviamente delle assemblee dove tutto è stato spiegato alle persone, in certi casi sono stati fatti anche dei questionari di gradimento a tutti quanti i lavoratori,
E comunque il modello, diciamo, è stato sperimentato, quindi prima provato in alcuni team, poi diffuso a tutti i team, poi con degli incontri di verifica e delle messe a punto suggerite dagli stessi lavoratori e anche dai responsabili aziendali che hanno il polso della situazione giorno per giorno. Su Casarano siamo circa 500 dipendenti, lavorano tutti con contratti a tempo indeterminato e il 70% sono donne, l'età media è piuttosto bassa perché siamo intorno ai 33 anni. Ciao, io sono Lara Crusi, sono un'operatrice, lavoro in questo call center da 7 anni, nel frattempo sono diventata mamma. Sono Elisa, lavoro in questa azienda da 3 anni. Ho iniziato in questa azienda lavorando solo ed esclusivamente nella fascia oraria serale. Per quasi 2 anni ho fatto sempre degli orari pomeridiani, se non serali, molto spesso fino alle 22. Fare gli straordinari era anche un po' difficile perché magari dovevamo fare lo spezzato, quindi lavorare sia mattina che sera. Noi siamo passati da un'organizzazione prevalentemente a turni fissi, siamo passati poi a organizzare dei turni su base rotativa. Questo ci ha permesso di soddisfare le varie esigenze al di fuori dell'ambito lavorativo. L'idea dei menù che abbiamo cercato di applicare a Casarano cerca appunto di salvare un po' capre e cavoli. E come si fa? È stato deciso che le micro variazioni di orario, e per micro variazioni intendiamo il cambio turno di ingresso e di uscita, il cambio turno fra mattino e pomeriggio, tutte queste micro variazioni vengono decise non dalla direzione aziendale, che è lungo, un po' burocratico, eccetera, ma direttamente dentro il team. Le persone si accordano, lo dicono al team leader, un team è di 20 persone normalmente, 20-25 persone, si accordano fra loro e cambiano gli orari come richiesto dall'azienda. Si combina la scelta, la disponibilità della persona con quello che l'azienda ha bisogno in quel momento. Invece per diciamo, la programmazione degli orari sull'anno, sul mese, sulla settimana, abbiamo introdotto il concetto di menù. Alcune fasce più disagiate, normalmente è ritenuto più disagiato l'orario serale, dalle 20 alle 24, o anche il pomeriggio tardi, dopo le 18. Ecco, su queste fasce più disagiate, tutti prima o poi devono ruotare. Ogni team ha l'orario più o meno simile, in modo tale che possono gestire le micro variazioni. Ci sono dei menù cosiddetti particolari o protetti, cioè per persone che durano però in modo limitato, durano ad esempio soltanto un anno, o 1 anno e mezzo, o 6 mesi. In particolare per quelli che hanno bambini molto piccoli, sotto i 3 o sotto i 4 o sotto i 5 anni, è possibile avere un menù in cui l'orario è prevalentemente al mattino, quando è più facile portare i bambini al nido o avere la babysitter. Quando però i bambini crescono, le persone rientrano nei menù normali. Corrispondentemente c'è un cosiddetto menù giovani o menù flessibile, in cui l'orario è prevalentemente al pomeriggio sera. Allora ci sono giovani studenti o anche altre persone che magari hanno altri lavori o altri impegni o che comunque preferiscono lavorare la sera, che fanno da pandan al menù mamme. I menù sono a scelta, la gente non è obbligata a entrare in questi particolari menù, ma entra volontariamente. Il cambiamento dell'orario lavorativo ha avuto un impatto positivo perché ho la possibilità di non turnare fino al compimento dei 2 anni di mia figlia. Riesco in questo modo a conciliare bene il lavoro con la famiglia, quindi con la vita da mamma. Come turni ancora è molto pesante il sabato, perché magari ora ogni 2 settimane ci capita magari la turnistica del sabato. Prima invece il sabato era molto più lontano come settimana proprio lavorativa. Questo cambiamento ci ha influenzati molto anche nell'ambito extra lavorativo, quindi siamo anche più liberi diciamo, di fare comunque anche qualcosina in più che magari in precedenza non potevamo fare. Riusciamo naturalmente
ad avere una vita ordinaria, mettiamola in questo modo, sapendo per di più che comunque gli orari li conosci già per 3 settimane avanti, quindi è molto semplice organizzarti. I team leader sono delle persone che lavorano, quindi rispondono al telefono e oltre a rispondere al telefono aiutano gli altri, sono fra i più bravi lavoratori, quindi quando uno non sa cosa rispondere chiama il team leader che di solito in linea di massima sa cosa dire per i casi più complicati e in più coordinano un po'. I team leader hanno subito visto la delega al team non tanto come un loro potere, come un modo più semplice di risolvere un sacco di problemi e hanno visto subito anche il vantaggio del concetto di menù e della rotazione un po' uguale per tutti. Alcuni hanno avuto difficoltà nella gestione delle richieste da fare. Però una volta superato il primo periodo, dove poi hanno capito il funzionamento, sono stati proprio tra di loro i ragazzi a interfacciarsi e a fare le richieste in base alle loro esigenze. Sono attualmente team leader di un team di 26 persone che adesso è escluso dalla turnazione perché è fondamentalmente formato da mamme che hanno bambini piccolini. L'azienda, in base comunque alla pianificazione, al lavoro che deve fare, fa scegliere anche l'operatore dei turni che vada bene sia all'azienda che all'operatore stesso. Tutti hanno la rotazione, tutti fanno la rotazione, quindi anche un principio di rispetto e di uguaglianza con tutti quanti, senza avere la turnistica sia fissa di mattina o di sera. Io sono Donatella Spagna, mi occupo della regia, quindi della gestione del traffico inbound in un'ottica che sia di ottimizzazione sia delle risorse che delle diverse lavorazioni. Dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista del mio ruolo attuale, è chiaro che questa cosa ha portato veramente un'ottimizzazione di tutto quello che è la gestione del lavoro, perché ci ha permesso di poter coprire delle fasce orarie magari più critiche in passato, perché carenti di operatori che finivano il loro turno di lavoro prima del previsto, e di coprire invece in maniera molto più utile quelle fasce orarie che ci servivano molto di più per organizzarci al meglio. Le reazioni sono state differenti anche tra i vari team. Sicuramente abbiamo avuto persone molto disponibili che hanno anche apprezzato questo cambiamento, persone che invece hanno sofferto il fatto di essere i primi a dover fare un cambiamento, i primi a dover cambiare degli orari che erano fissi da 7 anni, e quindi in una logica di cambiamento ovviamente ci sono state reazioni differenti. Le difficoltà sono state sia della direzione aziendale che dei sindacati che dei lavoratori. La direzione aziendale, la principale difficoltà è che quando delega ad esempio al team ritrova la soluzione, i responsabili aziendali hanno paura che poi il team non trovi la soluzione. Ti dicono, vabbè, poi che cosa facciamo se non troviamo la soluzione? Oppure quando si stabiliscono dei menù protetti, ad esempio per le mamme o per gli altri, dicono e se ci sono troppe mamme e se non riusciamo. Quindi la direzione aziendale ha paura di perdere il potere di comandare l'orario. E quindi bisogna spiegargli che alla fine questa delega di potere al team o alla negoziazione con i sindacati porta dei grossi vantaggi all'azienda in termini di produttività. È una regolazione molto più evoluta, più nuova, più articolata, è una regolazione della flessibilità. Non si tratta di negare la flessibilità, bisogna regolare in forme nuove la flessibilità. Il nostro call center sicuramente prima era molto più rigido e abituato a logiche di molti anni fa, oggi siamo flessibili, riusciamo a rispondere molto meglio alle esigenze del cliente. La flessibilità del lavoro dentro l'impresa non necessariamente è solo a vantaggio dell'impresa stessa ed è cattivo o negativo per il lavoratore. In certe condizioni si può combinare il vantaggio dell'impresa col vantaggio del lavoratore che sceglie parzialmente il suo orario. Queste condizioni sono state chiamate orari a menù. Bene, allora abbiamo
terminato col filmato, proseguiamo con i nostri lavori. A questo punto tocca al dottor Olivotto, Marco, e allora dobbiamo fare un po' di traffico con il microfono. Un passaggio. Perché c'è anche il microfono. Aspetta, mi siedo, dai, che così allunghiamo meno. Si sente? Si sente? Sì, sì, sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Innanzitutto io devo dire la verità, assolutamente, non sono un esperto, perciò gli esperti, no, l'esperto è il professore di questi temi. Noi ci occupiamo di creazione di competenze sui temi dell'organizzazione del lavoro e sulla trasformazione digitale, perciò qualcosa che vedremo impatta moltissimo in diverse forme, il tema della flessibilità, il tema della riduzione degli orari del lavoro, il tema di un nuovo modo di lavorare che è tipico di voi ragazzi e della generazione prima di voi, non della mia. Io, come alcune persone un po' più, diciamo così, avanti degli anni rispetto a voi che siete di quinto superiore, io personalmente sono un cattivissimo esempio. Io lavoro normalmente 12 ore al giorno, 14 ore al giorno, che non è un bel esempio, però è quello che mi era stato insegnato come modo di lavorare, è quello che alla fine mi gratifica anche. È giusto o sbagliato? Probabilmente è sbagliato, o quantomeno non fa più parte di quelle che sono le esigenze di oggi. Perciò bisogna rendersene conto, bisogna ragionare, okay? Bisogna capire che ci sono delle esigenze diverse, che come tutte le cose per forza non sono né giuste né sbagliate, sono diverse, e bisogna riuscire a confrontarsi, riuscire a dialogare, riuscire a capire quello che c'è di buono. E questo video ha dimostrato esattamente quello che c'è di buono, riuscire a conciliare delle esigenze diverse e essere attuali, essere competitivi ed essere anche attraenti per la vera risorsa limitata che c'è oggi, che non sono i soldi, che non sono i posti di lavoro, sono le persone. L'unica risorsa limitata oggi nell'economia, in Italia, in ogni parte d'Italia e non solo, sono le persone. Ieri sera parlavo con mio cognato, era parte della famiglia di mia moglie in America, e lui pensa di chiudere il ristorante, hanno un ristorante, perché non trovano i dipendenti. E questa situazione è analoga, di settimana scorsa un articolo di un famoso bar a Milano che è appena stato rilevato e verrà chiuso. In Friuli mancano decine di migliaia di posti di lavoro solamente nel settore turistico. Parlavamo prima con Jacopo Galli, nell'industria di questo distretto dove andrete a lavorare voi, o insomma in modo continuo anche nei territori limitrofi, il problema è esattamente lo stesso. Quindi è un tema di garantire questi elementi anche relativo alla competitività. Poi faccio Marco, scusami, mi chiedo se puoi avvicinare il microfono. Poi faccio una nota. Possiamo ragionare di questi argomenti perché ce lo permettiamo, perché ci sono altre parti del mondo che sono in una situazione socio-economica diversa dalla nostra e di questi argomenti non se ne parla, però noi competiamo in un mondo globale, perciò giustissimo pensare alla flessibilità, giustissimo pensare a tutti questi argomenti che sono giusti, dobbiamo anche confrontarci, però quantomeno tenere in mente che ci sono altre parti del mondo che hanno delle dinamiche socio-economiche completamente diverse e dobbiamo competere anche con queste parti, con queste dinamiche. Vi faccio però, siccome sono curioso, ieri mattina, io ripeto, non sono né pro né contro, però è qualcosa che mi affascina, e proprio ieri mattina ho trovato su Facebook, ho fatto gli print screen questo articolo
settimana corta lavoro, da Rigoni a Etra, a IMAP, chi l'applica già e cosa si aspettano e quali sono i benefici che, a differenza del video che ho fatto vedere il professore, queste sono delle aziende non comandate o guidate, diciamo, come processo dalla persona, ma sono aziende, realtà produttive dove quello che guida e scandisce il modo, il metodo di lavoro è moltissimo anche l'impianto, perché è tutto bello fin quando si parla di, o quantomeno più facile, quando si parla di un lavoro dove l'elemento centrale è la persona ed è colei che gestisce il flusso delle telefonate piuttosto che di una procedura, piuttosto che di una pratica, quando però ha a che fare anche con un impianto che deve produrre un pannello, un mobile, un pezzo di acciaio, un pezzo di macchina, è molto diverso. Però quello che mi ha colpito è vedere i commenti delle persone, perché ci sono persone assolutamente favorevoli, come vedete dai commenti. Poi ce ne sono alcuni che insomma sono, però su Facebook lo sapete meglio di me, anzi voi non lo usate perché siete giovanissimi, però su Facebook si scrive di tutto quanto. E ci sono persone che sono assolutamente contro. E quindi dobbiamo riuscire veramente a capire qual è il vero valore, cos'è che genera valore per le persone in primis, e se lo si genera per le persone in primis, per le persone dell'azienda, lo si genera anche per l'azienda stessa. E riuscire a trovare questo punto di equilibrio, dal mio punto di vista, è estremamente complicato e va ragionato, dove non ci sono ricette copia e incolla. Ci possono essere delle best practice, ci possono essere delle soluzioni che ispirano, però non c'è mai un vero che si può copiare ed incollare da un'organizzazione all'altra, perché le organizzazioni sono fatte di persone e l'insieme di persone ragiona sempre in modo diverso rispetto a un altro contesto organizzativo. Ma facendo quello che faccio io di mestiere, volevo farvi fare una riflessione che forse non tutti quanti sappiamo, e dire: quando lavoriamo, com'è che lavoriamo? Perché la flessibilità è bellissima, ma prima di arrivare alla flessibilità o alla riduzione dell'orario di lavoro, proviamo a lavorare meglio. Per il lavorare tutti si diceva nel Novecento, adesso mancano i tutti, perciò il problema è lavorare meglio perché c'è bisogno. Ecco, questo qua è un classico esempio che noi facciamo vedere di come viene suddivisa un'operazione, e questo lo si può riscontrare in una micro operazione che sia relativa a una fase di lavoro di una persona, piuttosto che sia di una linea di lavoro, piuttosto che sia di un'azienda, piuttosto che sia delle 8 ore di lavoro di una persona, perciò non solamente della sua fascia, della sua fase di lavoro. Quello che noi lavoriamo come vera attività che produce valore, perciò come quello che il nostro cliente compra, è solamente la parte in verde. La parte in gialla che cos'è? La parte in giallo è tutto quello che è incidentale, per cui io devo farlo per realizzare la parte verde. Tutto il rosso cos'è? Tutto quello che è uno spreco. Noi siamo pieni nelle nostre attività di lavoro, sia di fabbrica che d'ufficio, nella pubblica amministrazione, non mi permetto di dire nella scuola, essendo in una scuola, però probabilmente anche qui, siamo pieni di attività che non portano valore. Siamo pieni di attività legate alla burocrazia, legate a una sbagliata progettazione del metodo di lavoro, legate a delle abitudini, a degli usi, legate a delle nostre concezioni che riteniamo essere giuste, ma sono giuste soggettivamente, non sono oggettivamente giuste. Che ci portano a cosa? Ci portano a sprecare tantissimo tempo. E allora l'obiettivo cos'è? L'obiettivo è limitare tutta questa parte di sprechi. Quanto meno rosso facciamo, quanto meno riusciamo a sprecare dei nostri minuti, dei nostri tempi, ecco che allora si può guadagnare del tempo. E l'obiettivo non è lavorare di più per produrre di più, perché poi potrebbe essere facile questo qua, sì, ma allora tu vuoi che noi lavoriamo meglio, quindi ridurre la parte di spreco, perché così ci si libera il tempo e riusciamo a fare ancora di più. Allora, questo qua è un loop che non finisce mai, ok? Perché è un circolo vizioso. L'obiettivo cos'è? L'obiettivo è ridurre tutto quello che è a non valore aggiunto. Come lo si fa? Lo si fa da decenni attraverso alcune metodologie che sono
tanto importanti quanto conoscere gli aspetti tecnici. Voi state facendo un percorso di formazione importantissimo che vi porterà nel mondo del lavoro tra poche settimane o pochi mesi, o a continuare a studiare dopo l'estate e poi successivamente a lavorare, ma ricordatevi che è tanto importante conoscere molto bene come funzionano tecnicamente i processi, quanto capire anche che i processi sono fatti dalle persone, sono fatti da ruoli, sono fatti da responsabilità, e prima di guardare l'aspetto tecnico bisogna guardare il metodo di lavoro, il modello organizzativo, e gli strumenti di cui tra poco parleremo, anche digitali, non è che risolvono in autonomia i problemi. Gli strumenti analogici prima, digitale adesso, sono e rimangono uno strumento. Quello che fa la vera differenza sempre, e lo farà sempre, sono le persone. Perciò è su di esse che bisogna concentrarsi. Questo la salto, ma arriviamo al punto che poi era l'oggetto per cui ci eravamo parlati. Ma su tutto questo argomento di riuscire a lavorare meglio, cosa c'entra il digitale? Ma il digitale c'entra non per moda, non c'entra per è il digitale che ci ha invaso o che è arrivato, ma siamo noi a essere costretti ad andarlo a cercare. Per quale motivo? Perché senza il digitale il nostro sistema è insostenibile. È insostenibile per quale motivo? Questo qua, il primo grafico, rappresenta la differenza tra nascite e decessi negli anni. Forse ne sentirete parlare nei telegiornali da qualche parte. Si parla di inverno demografico. C'è un problema di natalità, anzi di denatalità, che è drammatico. Il nostro sistema socio-economico è basato sulle persone, è basato sul pagare le tasse, è basato sul contribuire al fine dello sostentamento. Il grafico che vedete sotto, quello con un'immagine che sembra un albero di Natale in rosso e l'altra che sembra una nave da crociera, lasciatemi dire il profilo di una nave da crociera, sono le differenze di censimento avvenute nel 1961 e nel 2019. È drammatica. Cioè, noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando in un modo che è assolutamente drammatico. Allora, come facciamo a sopperire questi aspetti? Non di sicuro bloccando ChatGPT. Perciò dopo abbiamo delle iniziative che sono assolutamente paradossali. Uno dei modi, non è probabilmente l'unico, però è sicuramente una sponda molto importante, è utilizzare la tecnologia per andare a sopperire quelle che sono delle attività gialle o rosse, ma che comunque ci sono, e delegare alla tecnologia, al digitale, sempre di più queste attività per lasciare l'attività umana, l'attività delle persone, a fare attività a maggior valore aggiunto, a fare quelle cose anche più belle, anche più gratificanti, anche più legate all'emozionalità, dove una macchina fa estremamente fatica. Una macchina, parlo sia un robot di fabbrica, sia un robot che magari è dentro i nostri computer ci fa delle operazioni. Sono delle tecnologie che oggi esistono, che noi utilizziamo. Quanti di voi utilizzano Alexa? Quanti di voi utilizzano Siri? Con quanti chatbot ci interfacciamo che non pensiamo neanche di utilizzare un chatbot dall'altra parte, ma invece ci sono. Perciò non sono delle cose che devono spaventare o che dicono ok, non esistono. Sono delle cose che oggi utilizziamo e che fanno parte del nostro oggi, del nostro presente. E chi è che utilizza di più questi paesi? I paesi, lasciatemi dire, più vecchi. Perché? Perché sono quelli che hanno più bisogno, in primis gli Stati Uniti e l'Europa. E se vedete sono proprio questi paesi qua che li utilizzano perché? Perché ne hanno bisogno. I paesi emergenti, per assurdo, ne hanno molto meno bisogno di noi. Perché? Perché la piramide è ancora come da noi negli anni 60. La piramide demografica è inversa e quindi c'è una grandissima base di giovani che possono contribuire in modo importante in tutte le tipologie di lavoro. Per quale motivo il digitale ci viene
ci viene incontro. Un tema è riduzione dei costi. Perciò se noi dobbiamo e vogliamo mantenere il nostro assetto socio-economico avendo meno persone che possono contribuire, dobbiamo ridurre i costi. L'altro tema cos'è? La soddisfazione delle persone, che non è solamente la soddisfazione, ripeto, dei nostri clienti, ma la soddisfazione dei nostri lavoratori in primis, per tutti gli argomenti che diceva bene prima Morassut. Cioè, se noi non abbiamo delle persone contente, possiamo avere le macchine 4.0 più belle possibili, possiamo fare tutti gli investimenti possibili, ma la macchina non funziona. Abbiamo bisogno delle persone gratificate. Se abbiamo delle persone gratificate, tutto il resto funziona. E poi un altro tema sul quale i giovani sono molto sensibili, molto più sensibili di me, il tema della sostenibilità. La sostenibilità è il driver numero 1, ok, di adesso e del futuro. Ci sono gli ultimi studi fatti dalle società, diciamo così, di indagini sui mercati globali. I ragazzi come voi sono disposti a pagare fino al 90% in più un prodotto che è sostenibile, che impatta poco, che inquina poco, che dichiara di avere dei valori di sostenibilità. Quindi non è se ma la sostenibilità funziona, quello è il drive, perché è quello che vuole il mercato e quello che vogliono le persone. Infine l'ultimo punto, come impatterà tutto questo? Perché poi c'è la paura, ieri questo esperto di reti neurali dichiarava: io esco da Google perché così posso parlare liberamente, dichiaro che l'intelligenza artificiale è pericolosa, è vero che potrà far perdere posti di lavoro, è vero, è vero, è vero. Probabilmente è vero, però anche quando è uscita l'automobile, quelli che guidavano le carrozze dicevano adesso perdo il posto di lavoro. Quindi è un loop che non è mai finito questo. Probabilmente cosa avviene? Questi qua sono degli studi che dimostrano e fanno vedere come è vero, ci sarà, perché bisogna dichiararlo, ci sarà probabilmente una perdita di posti di lavoro, ma sarà una trasformazione. Perché? Perché si trasformano attività operative fatte da persone oggi, che però sono principalmente nella fascia rossa o nella fascia gialla, in attività che verranno sostituite fatte da dei robot fisici o virtuali, e quelle attività nella fascia verde diventeranno sempre più ampie e sempre più fatte dalle persone. E se sono nella fascia verde sono anche meglio retribuite, sono anche più gratificanti, sono anche più soddisfacenti dal punto di vista personale, che è un altro aspetto molto importante, e soprattutto cosa sono? Possono essere anche più flessibili e quindi, proprio perché supportate anche sempre maggiormente da strumenti digitali, possono essere anche più caratterizzate da polivalenza, da supporto, con la possibilità da essere svolte in remoto, da essere svolte, che non vuol dire stare attaccati al computer 8-9 ore al giorno a casa, perché se sto attaccato 8-9 ore a casa al computer è la stessa cosa che farlo in ufficio, ma fare un vero lavoro smart, dove io non lavoro più per orario di lavoro, ma lavoro per obiettivi. Ma per far questo bisogna avere un'organizzazione pronta. E quindi l'aspetto è sempre duplice: da un lato tecnologia e da un lato organizzazione delle persone e dei luoghi di lavoro. La soluzione non è mai lo strumento, e questo è il nostro mantra. Gli strumenti sono bellissimi, ma per tanto evoluti, per tanto costosi, per tanto science fiction che volete, rimangono sempre strumenti. La soluzione è sempre l'organizzazione, e l'organizzazione è fatta dalle persone e disegnata dagli esperti. Quindi adesso ascolto con piacere. Grazie. Lo tengo basso e poi lo alzo. Sono 34. Siamo nei tempi. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Per me è particolarmente interessante proprio perché ho una platea di giovani che non frequento più da un po' di tempo, nel senso che non insegno più ingegneria gestionale perché l'età pesa,
e quindi faccio più la scuola di management dove si arriva un po' più grandi. Ecco, quindi mi manca questa parte ed è una parte molto interessante perché in questo momento su questi temi stiamo parlando noi vecchi. Forse perché siamo vecchi, forse perché siamo vecchi, però è una cosa che mi preoccupa un po', almeno io non so la voce di questa nuova generazione come e dove si esprime, o non riesco a intercettarla. Questo è un punto secondo me molto critico, già ci siamo dati una forma tradizionale per fare questa cosa, non credo che un meetup lo organizzeremmo così. E quindi questa è una grande difficoltà, però credo che ci sia una possibilità fra l'analogico e il digitale di trovare un qualche ponte. Il ponte che vi propongo è questo: provare a ragionare insieme sulla questione dell'orario di lavoro. Quindi vi racconterò delle cose e magari se nel mentre vi viene in mente qualcos'altro, se qualcuno interviene mi fa un grande favore. Ok? Partiamo da prima domanda. Che giorno è oggi? Voce. 4 di maggio. Perché diciamo che è maggio? Perché c'è il formaggio? No. Perché diciamo che è maggio? Perché c'è il calendario. A quando risale questo calendario? Gregoriano, ma prima di Gregorio, che è un papa del 1500, c'è qualcun altro che l'ha fatto, Giulio Cesare. Abbiamo il calendario di Giulio Cesare. Attenzione, è molto interessante. La Rivoluzione francese ha tentato di cambiarlo e faceva cominciare l'inizio dell'anno a settembre, quando era stata proclamata la Repubblica. Napoleone è ritornato indietro. Allora, con questo esempio voglio farvi capire questa cosa, che l'orario è una cosa molto difficile da cambiare. Non è giovani o vecchi. L'orario è una cosa molto difficile da cambiare. Perché è una cosa difficile da cambiare? Perché l'orario è un'istituzione di coordinamento. Cosa vuol dire che è un'istituzione? Ve lo racconto così. Siamo qui venuti tutti a una certa ora, giusto? Spero che non siate truppe cammellate, nessuno vi ha spinto, voi siete venuti con i vostri piedi. Io mi sono organizzato per venire in questo orario, in questo modo. Ieri ero ad Agordo fino alle 10 di sera, con il mio collega che ha raccontato gli orari a Menù. Dovevo venire a Sacile, ma ci potevano accompagnare in macchina e per ottimizzare, valore aggiunto, ci hanno portato a Mestre. A Mestre abbiamo dovuto dormire perché non c'erano più treni per Milano. Stamattina ho preso il treno per Sacile. Per risparmiare ho preso il regionale più lento, non quello veloce. È venuto a prendermi Luciano in stazione, mi ha portato qui. Come mai siamo venuti tutti qua? Qual è l'elemento che ci ha spinto a venire? La fiducia. Ci fidiamo. La fiducia. Se cambiamo gli orari, cambia il sistema della fiducia. Attenzione che noi oggi facciamo tantissime cose sulla fiducia, soprattutto il digitale. È un enorme problema. Mi fido che. Il phishing perché è possibile? Perché mi fido che. E tante altre cose e così via dicendo. Quindi l'orario è un'istituzione. Quindi un'istituzione significa un sistema condiviso da tutti per cui si fidano,
che se modifico ha bisogno di ricostruire le fiducie. Ok? Allora, nel nostro mondo l'orario ha preso a un certo punto una sua forma, perché non c'è solo il giorno, non c'è solo il mese, ma c'è anche l'ora. E questo ritmo dell'ora, l'ora di lezione, l'ora dell'intervallo, anzi i minuti dell'intervallo, questa storia dell'ora è diventato un riferimento per tutti. E la storia, come ci raccontavano prima, la prima divisione per 3 dell'orario è stata fatta nell'800, non nel 900. 1886 negli Stati Uniti, Illinois, dopo un conflitto formidabile fra capitale e lavoro, hanno fatto la legge delle 8 ore. L'anno dopo c'è stata una manifestazione con dei morti, delle persone sono state impiccate ed è nato il 1° maggio. Capite? L'orario di lavoro è all'origine di un fatto formidabile di conflitto nel sistema delle relazioni sociali, che è diventato, cioè ci siamo dimenticati oggi che il 1° maggio nasce sull'orario di lavoro. Ok? Allora, questo schema delle 8 ore è durato più di un secolo, quasi 2. In Italia le 8 ore si studiano, Turati le studia attorno al 1920, prima del fascismo, e poi la legge viene approvata nel 23, la legge delle 8 ore. Quindi vi faccio vedere qualche breve elemento. L'orario dura tanto perché diventa un sistema di coordinamento di cui ci fidiamo, che regola nelle società complesse diversi tipi di rapporti. La scuola, la famiglia, la veglia, il sonno, il tempo libero, l'ospedale, il supermercato, eccetera, eccetera. Quindi per cambiarlo c'è bisogno di un tempo di transizione. Se noi studiamo i cambiamenti dell'orario, i tempi sono questi. Le 8 ore al giorno partono come rivendicazione nell'Inghilterra dell'800 e arriva a noi nell'Italia del 900. 3 passaggi. Si pensano, si cominciano a diffondere, la prima industrializzazione, e poi dopo si istituzionalizzano. Ecco, diventano istituzione dopo. La seconda grande transizione è il weekend. Anche qui il weekend parte, anche lì in un conflitto, la crisi. C'era già lavorare meno, lavorare tutti. Parte nella crisi del 29 l'idea, si diffonde grazie al fatto che la società comincia a rivendicare altri rapporti di consumo, quindi c'è un cambiamento sociale, e si consolida quando poi viene istituzionalizzata nelle società, almeno parlando l'Italia e l'Europa, alla metà, diciamo, del Novecento. Terzo punto, il Covid. Oggi. Il Covid che cosa fa? Il Covid, diciamo, si interseca con un'altra cosa che sta succedendo. Sta partendo da più di 30 anni. Questo monolite dell'orario standard delle 8 ore comincia a sgretolarsi. Questo sgretolamento lo chiamo destandardizzazione, cioè c'è prima uno standard che è uguale per tutti, poi comincia a sgretolarsi a pezzettini. I call center, ne abbiamo visto uno, cominciate a dire i supermercati, e comincia l'idea, ma perché l'orario degli uffici, l'orario delle banche? Cioè cominciano ad esserci sgretolamenti in questo sistema per una serie di tanti fattori, adesso poi magari li vediamo. A questo si aggiunge un altro grande fenomeno sociale di massa, il Covid.
che riduce la possibilità di copresenza e di sincronismo, cioè dobbiamo essere presenti e dobbiamo essere nello stesso tempo, e fa sviluppare per emergenza la possibilità di coordinarsi in un'altra maniera. Qual è l'altra maniera? Per coordinarsi non basta venire tutti insieme alla stessa ora. Possiamo non venire e ci vediamo tutti insieme, come si dice in sincrono. Possiamo non venire, non farlo in sincrono, ma prendere dei pezzi disponibili e utilizzarli quando servono, grazie a un processo di digitalizzazione profonda. Se il Covid fosse esploso prima del digitale, non ci sarebbe stata questa trasformazione. Alcuni uffici funzionano perché qualcuno si è portato i faldoni a casa. E nelle banche, per poter funzionare, dovevano telefonare in agenzia per stampare il contratto e il cliente doveva andare in agenzia a firmare il contratto. Questo stiamo parlando oggi. Allora, quello che sappiamo quindi è che l'orario si modifica con un processo fatto, diciamo, in 3 tappe. La prima tappa è provare a fare cose diverse, quello che sta avvenendo oggi. Alla domanda quale sarà l'orario di domani rispondo non lo so. Prima fase. La seconda fase, diciamo, questa frammentazione che è nata piccola piccola comincia a diffondersi, l'esplosione del Covid ce l'ha fatta. Che sarà domani? Punto di domanda. Però, diciamo, questo non ci esime dall'affrontare la questione. Anche perché, diciamo, che cos'è che ha portato a questo cambio? È stato detto prima. Una serie di fattori diversi, per questo si chiama crisi giunzionale, come quella che avviene con i ritmi cardiaci, cioè tanti pezzi, tanti gangli vanno in crisi e questo fa fare il salto e si comincia, io provo a fare una cosa e ne provo a fare un'altra, non solo nel mondo dei servizi, io vi ho introdotto il mondo dei servizi, ma nel mondo della produzione, oltre che nel mondo della scuola. Pensiamo a tutta la cosiddetto e-learning, o l'utilizzo delle basi dati e le basi informative disponibili su internet. Si sta diffondendo un approccio combinatorio. Io prendo dei pezzi anche durante la lezione, prendo lo smartphone e siccome mi hanno detto Giulio Cesare, vado a vedere Giulio Cesare cosa ha fatto sull'orario. Sta nascendo un modello un po' patchwork, secondo me un po' critico, perché c'è sempre un tema dietro. Ricordatevi che la parolina magica che è fiducia in tutta questa storia qui. Diciamola anche in un'altra maniera, affidabilità. Questo è un grande problema, un grande problema. Allora, come affrontiamo questa questione dell'orario che sta interessando tutto il mondo? Qui vi faccio vedere com'erano le grandi differenze fra il Giappone, gli Stati Uniti e l'Europa nel passato e come, diciamo, anche i giapponesi cominciano a lavorare meno. Cioè, c'è un intervento di sistema sociale, diciamo, sul sistema degli orari. Sta succedendo qualcosa di questo tipo. Saltiamo. Anzi, diciamo, sta succedendo almeno in Europa, diciamo, è successo sono questi 3 grandi tentativi. C'è stato il primo intervento sull'orario in funzione della flessibilità produttiva. Perché c'è la flessibilità? C'è la flessibilità perché il sistema competitivo si è modificato e quindi è diventato un fattore centrale. L'abbiamo affrontato in modi diversi. Noi l'abbiamo affrontato con la cosiddetta flessibilità numerica. Che cosa vuol dire flessibilità numerica? Se ne ho in più, prendo persone in più, se ne ho meno, persone in meno. Faccio cassa integrazione, faccio straordinari. Utilizzo gli interinali, utilizzo i tempi indeterminati. Sono parole con cui forse farete pian piano, vi familiarizzerete. Cioè, diverse forme di contratto, quello di cui sto parlando, e diverse manovre a disposizione per poter intervenire. La cassa integrazione è un istituto finanziato da imprese e lavoratori
che si attiva quando c'è la crisi del lavoro, lo straordinario è una manovra che l'azienda può fare per chiedere di lavorare di più quando mi serve più ore. Flessibilità numerica, quindi fatta solo sui numeri. C'è una flessibilità invece fatta anche su altro, non solo sui numeri, perché sui numeri, come si direbbe, aumento o diminuisco l'input in funzione dell'output che voglio ottenere. Chiamiamo una flessibilità povera. Quella flessibilità di cui parlavamo prima è invece una flessibilità ricca. Perché? Perché è possibile fare il menù? Ci vuole intanto un sistema produttivo e bisogna conoscerlo. Sono d'accordo, c'è un problema di processo. Un conto è un processo del call center, un conto è un processo in uno stabilimento. Hanno caratteristiche intrinseche differenti che richiedono approcci differenti. Ma il fatto che richiedono approcci differenti è una cosa molto interessante. Perché è interessante? Perché prima l'orario standard era un modo di regolare il tempo uguale per tutti si adattavano a quello. Oggi l'orario standard è stretto a tutti, o meno. A molti può andare bene, a molti può andare male. Quindi c'è una diversa richiesta di uso dell'orario. Allora, io ho bisogno di un orario che si modifichi, io azienda. Io persona ho bisogno di un orario che si modifichi. Forse c'è un punto di incontro possibile fra queste due esigenze, perché se io avessi esigenza di non modificare l'orario e l'altro invece ce l'ha di modificarlo, non riesco a combinare. Ci sono due esigenze che nascono da due mondi diversi, che si possono fronteggiare. Noi ci siamo andati, siamo stati deboli come sistema Italia nell'affrontare la questione dell'orario, perché l'abbiamo affrontata o come una questione da contratto, oppure come possibilità di manovra, come dicevo, sull'input, usare in più e in meno le risorse che mi servono. E invece, il lavoro a distanza, attraverso il Covid, ci ha dimostrato che molti presupposti che avevamo anche nelle aziende fisiche, che molti presupposti che abbiamo sul coordinamento non reggono. Per affrontare questo tema in maniera operativa, noi abbiamo identificato questo modo di procedere, che ha alcune caratteristiche, che ore sono perché sennò 11 meno 5, abbiamo ancora un quarto d'ora. 10:53. Ok. Che cos'è questo tema del menù? Questo tema del menù ci dice che ho bisogno, da un lato, di alcuni strumenti che siano più efficaci dell'uso dell'aumentare e diminuire le risorse. Devo fare un prodotto in qualità, prendo gli interinali, cioè quelli che vengono per un certo tempo a lavorare, probabilmente ho problemi di qualità sul prodotto che realizzo. Quindi, pur avendo usato una manovra che mi costa meno, perché le persone che prendo a tempo le uso solo per quel tempo e poi vanno a casa, anche io che uso questa leva mi trovo in difficoltà. Ok? Quindi non funziona solo l'input. La seconda questione, abbiamo detto, la questione della diversificazione. Questo ormai è universale e diffuso, però attenzione, una cosa interessante. Non solo c'è diversificazione, ricordatevi il caso. A che cosa corrisponde l'esigenza di diversificazione dell'orario delle persone? Quali sono i motivi per cui ho bisogno di un orario e un altro ne ho bisogno di un altro? Cosa vi viene in mente? I bambini, ad esempio. Facciamo l'esempio della mamma. I bambini crescono, le mamme invecchiano. Quando i bambini crescono, l'esigenza della mamma è cambiata. Il giovane ha un'esigenza, quando cresce, l'esigenza è cambiata. L'anziano ha altre esigenze. Allora, pur essendo diverse le esigenze di orario, facciamo come fa l'intelligenza artificiale.
Scomponiamo in gruppi queste esigenze personali e non saranno individui, ma ci saranno gruppi, 20, 30, 40, che hanno esigenze simili. E allora non è vero che ognuno ha bisogno del suo orario. Ci sono diverse combinazioni possibili, allora mi metto a studiare. Queste associazioni le potrei chiamare figure sociotemporali, cioè dal punto di vista sociale del tempo le persone si somigliano per gruppi. Avete visto nell'esempio che veniva fatto proprio sul call center. Allora se io ho bisogno di flessibilità, il call center non fa bisogno di flessibilità che è appunto quando la gente telefona. Lo faccio il sabato, la domenica, la sera, eccetera. E quindi per risolvere con la flessibilità numerica, come fanno? Piccoli contratti a part-time, li sommano in modo che ognuno, sommato agli altri, permette di fare la cosiddetta curva di carico. Solo che la curva di carico non è fissa, cambia. E quindi col contratto non ce la faccio a fare la flessibilità. Mi si spunta, 15 giorni dopo è saltato. Allora è cominciata a nascere questa idea, ci sono alcune esperienze interessanti storiche in Italia su questa cosa, di cominciare a pensare, quando si fa il piano di produzione, non solo di dire quanti ordini, quanti materiali, quante macchine ho a disposizione e quindi quante persone mi servono. Perché questo è il sistema di pianificazione, no? La schedulazione è questa: ho 50 commesse, ho i materiali che mi servono, ho le macchine disponibili, mi servono le persone. L'idea è di mettere nel sistema di pianificazione questi gruppi, ma non basta che i gruppi siano temporalmente e socialmente simili, ci vuole un'altra caratteristica per poterli usare così. Qual è? Debbono essere intercambiabili. Cioè debbono saper fare cose simili. E questo è quello che già ci diceva la spinta della digitalizzazione, ci spinge alla polivalenza. La polivalenza è un fattore di flessibilità. Ma per fare polivalenza ho bisogno di insegnare alle persone a fare polivalenza. E di fare formazione. Nell'esempio c'è qualcosa di ancora più rivoluzionario, nell'esempio che vi ho raccontato del call center. Ricordate qual è l'elemento, come funziona l'assenza e la presenza delle persone nell'organizzazione? Qual è l'organizzazione di riferimento? Il team. Il team. Che cos'è il team? Un cluster di persone, una forma organizzativa. Perché il team, a parte la parola in inglese che ci è vietato usare, è diverso da una squadra, da un gruppo? Perché ha che cosa di diverso da una semplice essere insieme in un posto di lavoro? Sono organizzati come team. Che vuol dire essere organizzati come team? Facciamo due esempi. Team di reparto che lavora sulle macchine e un team di progettazione. Voi le fate queste cose grosso modo, no? In reparto, per essere team, che caratteristiche devono avere le persone? Uno scopo in comune. Quindi io non devo lavorare sulla macchina, devo produrre un certo pezzo che è coordinato con altri. Quindi il coordinamento non è solo dato dalla linea, il coordinamento è dato anche da me. Ma se sono team e una posizione è indietro e l'altra è avanti, che cosa mi aspetto che avvenga da quello che è avanti? Che mi venga ad aiutare. Ma per potermi aiutare lo deve saper fare. Purtroppo oggi abbiamo tanti team leader nelle aziende, tutti ce l'hanno, ma pochi team. Voglio capire come si fa a fare il team leader senza il team.
si chiama in un'altra maniera, un ruolo per pagarlo un po' meno, andiamo alla sostanza, che non ha l'obiettivo comune, come avete visto raccontare, questi team che erano di servizio, ma quei team si fanno anche in produzione. Se vado in progettazione, quindi nei team di produzione, siccome siamo intercambiabili, possiamo gestirci anche il tempo. Se io non ci sono, c'è un altro o un altro che sa fare il mio lavoro, può venire. Se questo lo faccio passare attraverso l'ufficio del personale, ci metto una settimana a risolvere il problema. Se lo affido al team, il giorno dopo è risolto. Telefono la sera e dico che non posso venire, perché c'è il morbillo. Allora, questa è l'idea del menu. Nella progettazione invece è diverso, perché come si lavora nella progettazione? Come si progetta? Ci siete tutti e due gli indirizzi, sia comunicazione che design, che no, solo... Ecco, come progettiamo un mobile? Chi mettiamo a progettare? C'è il designer, ma c'è solo lui. Ci sono tanti modelli, ci sono tante figure. A differenza dei team di produzione, i team di progettazione hanno bisogno di gente che sanno fare cose diverse. L'obiettivo è comune, quello che diceva lui, c'è lo stesso scopo. Allora, in alcune organizzazioni questo modello di funzionamento della conciliazione e flessibilità è possibile perché i sistemi di piano hanno cominciato a ragionare con tutti gli elementi. Quindi il mercato cosa mi chiede, che materiali ho, che macchine a disposizione, che competenze ho. Entra la parola competenza. Al secondo livello c'è una gestione più ravvicinata della sostituzione, perché c'è l'intercambiabilità. Questo è il concetto di menù. Ma per fare questo, siccome il tempo per farlo passare è lungo, bisogna fare come per gli orari. Una parte di crisi, una parte di sperimentazione e una parte di istituzionalizzazione. Cioè si fa un processo organizzato così. L'esempio è questo schema. Cosa vuole l'azienda? Cosa vogliono le persone? C'è una combinazione possibile? Ovviamente guida l'esigenza produttiva, quindi è parzialmente concordato. Alle persone a questo punto, siccome posso fornire alternative, perché non è che tutto corrisponderà, nella pratica che succede? Poi andiamo a chiedere alle persone di quelle opzioni la prima e la seconda scelta, perché se solo la prima scelta non esco fuori. E devo inventare anche un meccanismo, se questa scelta non c'è, come intervengo. Ma non è sufficiente, poi bisogna imparare a farlo. Una volta si chiamava curva di apprendimento, cioè queste cose non si fanno il giorno dopo, si provano e quindi si ha un approccio sperimentale, come sulla digitalizzazione. Non c'è nessun oggetto digitale che entra in funzione il giorno dopo, è pieno di messe a punto. Ci vuole più tempo per mettere a punto che per concepirla una soluzione. Allora la devi organizzare, ma per essere sperimentazione non c'è lo scienziato che sperimenta e la cavia che subisce. La persona è parte dell'esperimento, quindi devi metterlo in condizione di sperimentare, di vedere che cosa viene fuori e poi lo istituzionalizzi. Questo è lo schema. Questo schema si fa, è praticabile, a condizione che cominci a pensare l'orario in maniera diversa. E alcune esperienze ci sono di paesi che hanno pensato l'orario in maniera diversa. Ad esempio, hanno ridotto a 35 ore e hanno cominciato a studiare nei momenti di crisi per fare quella che si chiama solidarietà, cioè quando c'è poco lavoro si cerca di dare un po' di lavoro a tutti. La Volkswagen ha sperimentato in tempi di crisi questo modello. Poi l'ho applicato quando c'è stata la crisi, è finita, l'ho sviluppato. Oggi è diventato modello di riferimento per tutto il settore
industriale tedesco. C'è un altro sistema di relazioni industriali per cui vale per tutti, non è come da noi, è un'altra cosa. Quindi, in più oggi si sta studiando un'altra cosa. Due cose: se lavoro di più sicuramente mi paghi di più, oppure posso lavorare di meno in cambio di tempo. Tempo col lavoro, tempo con tempo. Lavoro meno, mi dai del tempo. Questa è diventata la nuova piattaforma, è proprio su questa. Hanno però aumentato anche i salari perché c'era l'inflazione, questo è un altro paio di maniche su cui bisogna ragionare, però diciamo lo schema di riferimento è questo e abbiamo molte esperienze, qui poi ve le troverete tutti, qui ve le ho un po' riassunte. In Italia, ci siamo? Sì. In Italia c'è anche la Francia, il post pandemia. 10 minuti. Allora, vediamo il post pandemia. Il post pandemia ha fatto sperimentare che cosa? Prima la questione della flessibilità è diventata, col fatto che la globalizzazione non si deglobalizza, forse si regionalizza, dicono alcuni, cioè si sposta per pezzi di territori vicini, oppure secondo altri c'è il disaccoppiamento fra Cina e America, ci sono anche questi fattori da tenere presente, no? Le turbolenze sono enormi da questo punto, il Covid, la guerra eccetera, fate crescere. Lo smart working, soprattutto negli uffici, ha fatto vedere che fra gli sprechi, adesso uso la sua metafora, un enorme spreco è spesso il costo del coordinamento gerarchico. Cos'è il coordinamento gerarchico? Che uno che ha un rilievo rispetto ad un altro dice come si mettono insieme due cose. Molti capi uffici sono impazziti perché non vedevano le persone e telefonavano a casa per vedere se stavano lavorando. Eppure le persone lavoravano senza capo ufficio. Quindi ragionerei bene sugli sprechi. Tra l'altro poi gli sprechi non dobbiamo digitalizzarli, dobbiamo eliminarli. Quindi se elimini, poi vediamo come ridistribuiamo la ricchezza, ma questo è un altro paio. Quindi il Covid ha spinto questa e ha fatto vedere che molte esigenze personali erano risolvibili. Adesso c'è il conflitto: rientriamo o non rientriamo? In America stanno spingendo per rientrare, pagano di più chi va in ufficio. Banca Intesa fa 150 ore di smart working all'anno, quindi c'è, come diceva non so se era un saggio, c'è grande confusione sotto il cielo. C'è grande confusione sotto il cielo. Ed è partita l'idea della settimana a 4 giorni. C'è già una spinta europea che ha detto che la digitalizzazione dà opportunità di riduzione dell'orario per 2 motivi. Uno, perché dà produttività, ma ce n'è un altro. Proprio quello che diceva lui sulla richiesta alla persona di attenzione. Ad esempio, in certi comparti le 8 ore non sono assolutamente funzionali alla produzione. L'attenzione nella relazione col cobot, perché sei tu che insegni al cobot, non lui. E qui se dovessimo ragionare con l'area degli sprechi è gigantesca. Allora, se c'è questa opportunità, come possiamo combinarla? Oggi abbiamo alcune esperienze. Pilota quelle inglesi, che hanno inventato il modello 180-100, che significa questo, applicata soprattutto nei servizi, ma adesso cominciano a vederla nei lavori a turni. 180-100 significa questo: fatto 100 la produzione, ci metti l'80% del tempo e hai il 100% di salario. Questo è il modello 180-100. In Belgio invece l'hanno fatto in un'altra maniera. Sono 4 giorni perché invece di lavorare 8 ne lavori 9. Qualche problema. Ma perché si può fare 180-100? Per 2 motivi. Perché elimini gli sprechi e quindi recuperi tempo, perché hai le tecnologie
coadiuvanti. Chiudo. Che sta succedendo in Italia? Attenzione, molto importante, sì. Questo si può fare perché in quei paesi dove stanno sperimentando, adesso c'è anche la Francia, c'è anche la Spagna, ci sono delle politiche pubbliche, cioè il governo interviene sostenendo queste formule. Adesso in Germania addirittura si dice che i soldi per la cassa integrazione debbono essere utilizzati per ridurre il tempo di lavoro, non per pagare l'inoccupazione. Un altro modo di ragionare, ecco il cambio culturale. Chiudo. I casi italiani sono tanti, 4 giorni pagati come 5 nelle professioni, settimane di 4 giorni facendo cosa? L'azienda ci mette qualche mezz'ora, siccome le persone hanno i permessi, un pezzettino dei permessi viene usata per ottenere questa cosa qui, questo è un altro modo. Di solito gli italiani sono più complessi del resto. Abbiamo visto la settimana di 4 giorni a 9 ore, però a 9 ore lo puoi fare. Evidentemente stai pagando lo spreco, ma questo è un mio commento. Poi c'è la settimana corta con riduzione dello stipendio, questa è la tedesca, alcuni mondi di servizi evoluti, soprattutto quadri e manager. Meno stipendio, meno tempo. Poi la riduzione da 8 a 7, questa la sta sperimentando Bulgari adesso a Valenza Po, Toyota Handling nell'Emilia, Lamborghini stanno cercando di ragionare così. Qualcuno timidamente un po' di tempo fa aveva introdotto questa idea, una settimana corta in cui però il tempo non di lavoro è tempo di formazione. Interessante come scenario. Chiudo. Per arrivare a questo modello ci serve una diversa qualità del lavoro. Cioè, un modello a comando e controllo e tutto top down non ce la fa a funzionare così. E ci serve un'altra parolina che ho usato nel partecipazione. Che vuol dire partecipazione? Ve la definisco in questa maniera. La possibilità di incidere parzialmente sulle decisioni di impresa. Quindi non c'è un comando, c'è la possibilità di incidere, diverso dal coinvolgimento, in cui mi metti al corrente che però il fatto è tuo. Per poter fare l'orario flessibile conciliante in cui il team si autoregola, se io non sono responsabile, io, di quello che succede sul risultato, non può funzionare. Ma per farlo mi devi mettere le condizioni di fare queste cose. E allora che succede? E chiudo in assoluto. Che improvvisamente nei contratti si comincia a scoprire che per definire che cosa fanno le persone non bastano 2 dimensioni, come erano quasi tutti i contratti. Quali sono le 2 dimensioni? Il livello di autonomia che tu hai nel fare le cose e le cose che sai fare. Qualcuno ha cominciato a introdurre che bisogna essere polivalenti, che bisogna essere polifunzionali, che bisogna sapere gestire le relazioni, che bisogna sapere fare il miglioramento, non in funzione della gerarchia aziendale, ma a tutti i livelli. È il contratto metalmeccanico dell'anno scorso, che naturalmente sulla carta funziona bene. Vi fermo. Siamo stati bravissimi perché alle 11:15 credo suoni la campanella, giusto? E sono le 20 e quindi abbiamo addirittura... Abbiamo il tempo per qualche domanda. Esatto. E io volevo Eleonora fare la ballettina, scusa se è soffitto della tua carineria, perché dobbiamo prima della pausa caffè. Microfoni non serve. Registrano anche la prima. Mamma mia. Allora, ringraziando i relatori, la loro cura e anche il valore attento nella terminologia, perché parliamoci chiaro, sono temi alti e la platea scolastica spesso fa fatica a cogliere tutte le sfumature di questi aspetti. Allora, questa è una scuola, giustamente la scuola racconta 2 anime, quella legata al mobile che quest'anno compie 50 anni, questo istituto compie 50 anni,
in un territorio che lo ha sempre, tra virgolette, ospitato, ma ha sempre avuto una relazione diretta. Penso alle aziende, vedo il dottor Jacopo Galli che racconta la relazione con Confindustria Alto Adriatico, cioè sono scuole che esistono proprio perché c'è la rete, c'è il dialogo concreto con l'imprenditoria. Ma noi produciamo, noi facciamo. E Eleonora, che mi sfugge, coglierà dietro qua un sacchetto, abbiamo degli oggetti da regalare, ma l'oggetto in sé, che è un oggetto materiale, non è, sì, è di legno, ma è lavorato con la modernità di macchine utensili. Questo lo consegni a eccellenza il vescovo. Sono oggetti pensati dai ragazzi, ma le lavorazioni sono al laser, quindi lavorazioni, adesso estrai il resto, questo lo posiamo qua intanto, e consegni ai relatori. Questi? Sì, piano, sfilali. Ecco, la cura della confezione è anche legata al fatto che il nostro indirizzo si chiama Made in Italy e quindi era d'obbligo il fiocchetto tricolore. Sembra una buona idea di regalarci la misura dello spazio. Ecco, il regolo è qualcosa di lontano, ma che fa capire quanto siamo anche noi nell'era digitale. Loro sono appunto generazione digitale, si tengano stretti alla sostanza, alla concretezza anche delle regole, della misura. Nulla di più. E dico ai ragazzi gentilmente, adesso suonerà la campana, come tutti gli altri ragazzi farete ricreazione, però sarete puntuali fra 15 minuti, anzi quasi quasi vi consiglio di anticipare il suono della campana, scendere direi per la pausa, per poi tornare e completare la giornata. Grazie a tutti intanto. Allora, i lavori di adesso prevedono un intervento programmato del segretario della CISL di Treviso e Belluno. Poi avevamo previsto una testimonianza aziendale che però vi comunico fin da subito non ci sarà, a causa di altri impegni che sono sopraggiunti da parte del responsabile di questa azienda, e quindi recupereremo un po' di tempo che consegniamo a voi perché possiate interloquire con il professor Campagna, che è rimasto qui, che è qui, mentre il dottor Olivotto ha dovuto andare via per altri impegni, però mi hanno detto che ci saranno altri incontri con la LEF da parte vostra. Ecco, io spero ci siano parecchi interventi, parecchie sollecitazioni da parte vostra. Voi siete in quinta, avrete la maturità. Anch'io ho una figlia che farà la maturità, non vi dico la sua ansia in queste settimane. Immagino che sia un po' anche la vostra ansia. Bene, ma al di là di questo, insomma, direi di dare la parola a Massimiliano Paglini per il suo intervento e poi apriamo la discussione. Luigi? Ok, grazie. Sì. Buongiorno, ringrazio anch'io gli organizzatori per l'invito, perché non è come dire, consuetudine, perché purtroppo non riceviamo spesso gli inviti, di poter parlare alle scuole, parlare agli studenti. Un po' invidio anche la vostra condizione di oggi, perché se al tempo mi avessero organizzato un incontro quando ero studente, magari avrei capito un po' di più qual era il contesto in cui mi stavo affacciando. Mi sarei affacciato poco dopo all'entrata nel mondo del lavoro. Sono state dette molte cose, io non ho l'autorevolezza
del professore e del professionista che c'era prima, il dottor Olivotto, ma proverò a fare delle riflessioni per far capire a voi qual è l'orizzonte in cui vi state predisponendo, perché finita la scuola, le scuole superiori, ci sarà chi sceglierà di andare all'università, chi già entrerà nel mondo del lavoro, ma anche chi va all'università poi entrerà nel mondo del lavoro. E credo che prima di tutto sia importante capire perché oggi abbiamo un mondo del lavoro così organizzato, che è frutto, il prodotto di grandi, enormi battaglie che i lavoratori fecero storicamente, lo ha ricordato prima il professore, per ottenere dei diritti. Fare sindacato, la parola è fare giustizia insieme, significa, l'etimologia del sindacato, della parola sindacato è fare giustizia insieme, quindi il sindacato nasce per costruire diritti e per costruire dentro i diritti, oltre alla qualità della vita dei lavoratori, anche dei meccanismi di ridistribuzione della ricchezza. Perché? Perché se noi lasciassimo tutto in mano al capitale o all'impresa, il capitale remunera se stesso, cioè l'impresa remunera la proprietà dell'impresa. Quando ci fu la battaglia nell'Illinois delle 8 ore, ci fu una battaglia legata sia alla qualità della vita, ma anche successivamente a quei meccanismi di ridistribuzione della ricchezza. Come avvengono i meccanismi di ridistribuzione della ricchezza? Avvengono, e questa è la forza del sindacato, in particolare il sindacato italiano, che è un'anomalia a livello complessivo globale, attraverso la contrattazione. Il sindacato in particolare, generale, diciamo anche a livello italiano, si legittima prima di tutto con il conflitto, perché nella prima fase storica della vita del sindacato non c'era tutta questa disponibilità da parte dei datori di lavoro, delle imprese, di ascoltare ed accettare le rivendicazioni salariali e sindacali. Poi si legittima con la contrattazione. L'impianto delle tutele del sistema del mondo del lavoro, in cui voi vi affaccerete da qui ai prossimi anni, è costruito sulla contrattazione. Ed è fondato, quindi la contrattazione si fonda su dei principi costituzionali. Quindi ricorro in questo periodo, in quest'anno, il 75esimo della Costituzione. Io vi invito a non fermarvi a leggere solo l'articolo 1 della Costituzione, che è l'articolo principale perché dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma di leggere tutto il resto degli articoli che riguardano la giustizia sociale, che riguardano l'organizzazione del lavoro, la giusta retribuzione salariale dei lavoratori. Articolo 36 che dice questo, l'articolo 39 che definisce come si costruiscono le organizzazioni sindacali in questo paese, che è, come dicevo, un'anomalia. Il sindacato in Italia è un soggetto privato, è un'associazione non riconosciuta da un punto di vista giuridico e quindi si legittima solo grazie e può operare solo grazie alla adesione dei lavoratori e dei pensionati, il sindacato confederale in particolare, solo grazie all'adesione, quindi al contributo che versano mensilmente i lavoratori e i pensionati, costruendo un sistema di regole e di tutele che però per i principi costituzionali valgono erga omnes, vengono riconosciuti a tutti, anche a chi non è iscritto al sindacato. Dico questo perché? Perché c'è nell'immaginario collettivo in questo nostro paese la sensazione che alcuni diritti siano già acquisiti per sempre. I diritti vanno acquisiti, vanno costruiti, vanno riformati, modificati, implementati, ma vanno difesi. E se non ci sarà nel tempo da parte dei lavoratori giovani che entrano nel sistema del mondo del lavoro, non ci sarà la consapevolezza di qual è l'origine dei diritti che verranno applicati, probabilmente potrebbe essere che quei diritti non siano così scontati in una prospettiva, in un futuro prossimo. Poi c'è l'articolo
c'è l'articolo 46, un articolo dimenticato, caduto nell'oblio. Quindi io invito ad andare a leggere l'articolo 36, l'articolo 39, l'articolo 46 della Costituzione, perché il 46 in particolare è l'articolo che più ha creato, anche se non è mai stato aperto un dibattito sull'articolo 46, ma è l'articolo che più ha creato tensioni tra culture diverse, perché in questo paese ancora oggi ci sono identità e culture molto diverse anche nell'interpretare la tutela dei diritti dei lavoratori. Le due culture, molto velocemente, sono quelle del plebiscito delle masse, che vengono dalla storia della rivoluzione industriale, quindi la grande massa dei lavoratori che ottenevano diritti con il plebiscito, con la manifestazione delle masse, e quello invece che è figlio nostro, che è il nostro CISL, perché io sono della CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, che ritiene che i diritti si debbano costruire attraverso la contrattazione. Non a caso, a un certo momento, dopo che per un primo periodo storico, dopo il fascismo, esiste un solo sindacato, avviene una scissione sindacale. Nel 1950 nasce la CISL, la libera CGIL prima e poi la CISL, che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, ma rivendica l'autonomia e l'indipendenza dalla politica e da tutti i soggetti economici, culturali del Paese. Perché questo? Perché la CISL ritiene che ci debba essere un'autodeterminazione dei lavoratori, che siano i lavoratori che si devono organizzare per tutelarsi e non rifarsi solo a un pensiero politico o culturale. Ci ispiriamo alla dottrina sociale della Chiesa perché sono i principi fondamentali che governano anche il nostro Paese e la Costituzione italiana. Perché dico tutto questo? Perché ispirarsi ai valori della dottrina sociale della Chiesa significa, e ispirarsi e difendere i principi costituzionali di questo Paese, significa lavorare sui modelli distributivi e di sviluppo, che sono il grande problema di questo Paese, in generale di tutto il mondo avanzato. Però in questo Paese noi abbiamo un problema di ridistribuzione della ricchezza, e la ricchezza, come dicevo, si ridistribuisce attraverso la contrattazione e attraverso anche l'orario di lavoro, come viene remunerato l'orario di lavoro. Faccio una domanda: se domani voi doveste diventare, anziché lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, ogni ora che voi lavorate, immagino, ditemi sì o se no, pretendiate che vi venga remunerata. Quindi il lavoratore autonomo, il falegname, l'elettricista, fa degli interventi su chiamata e quell'ora gli viene remunerata. Beh, nel mondo del lavoro dipendente non è esattamente così, perché lo diceva con alcuni passaggi il professore, ci sono quote di lavoro che non sono remunerate. Ma perché? Perché c'è una sorta di anche condizionamento culturale, ma non è solo quello, di dovere quasi del lavoratore, del dipendente, di fare determinate cose a prescindere da quanto viene remunerato. Apro e chiudo una parentesi: il lavoro in questo Paese, attraverso i principi costituzionali e leggi ordinarie, è regolato anche nell'orario, c'è un tetto massimo settimanale stabilito dalla legge, è regolato attraverso gli orari di lavoro, attraverso la contrattazione, contratti collettivi, che poi demandano per altre fattispecie, oltre che non all'orario di lavoro, ma a come vengono ridistribuiti le tutele e i diritti, alla contrattazione aziendale. Quindi contrattazione di primo livello, contratto collettivo nazionale di lavoro, la contrattazione aziendale e la contrattazione di secondo livello, che si realizza quella dove il sindacato è costituito come rappresentanza, quindi se non c'è un'adesione dei lavoratori al sindacato che non si costituiscono in una rappresentanza aziendale, non è automatico che quei diritti si possano regolare nella contrattazione di secondo livello. Quindi quando noi diciamo che c'è bisogno di una ridistribuzione della ricchezza e di una revisione del modello di sviluppo,
stiamo dicendo che vogliamo l'applicazione dell'articolo 46. E quindi condivido le riflessioni che faceva il professore prima, perché dove questo è avvenuto, e in giro per il mondo, in particolare nel centro e nord Europa, la partecipazione è avvenuta con altri ordinamenti, con altre regole, con altri sistemi giuridici, dove è avvenuta abbiamo avuto una distribuzione della ricchezza molto importante. In questo paese, che non ha visto questa distribuzione di ricchezza come in altre parti dell'Europa, abbiamo in 30 anni, avete visto insomma in questo periodo le statistiche, i dati, in 30 anni abbiamo perso potere d'acquisto come i salari. Cioè, mentre da una parte si remunerava il capitale, fortemente, pesantemente, con le speculazioni, con i dividendi, mentre avveniva questo in questo paese che produceva ricchezza, a parte il fatto, a prescindere dal fatto che il paese complessivamente sia cresciuto poco rispetto al resto dell'Europa, non ha distribuito allo stesso modo come per esempio in Germania. Quindi la Volkswagen citata dal professore è un esempio classico che noi portiamo come modello partecipativo. Articolo 46 della Costituzione per noi, per loro è un'altra cosa. Perché nella Volkswagen ci sono i comitati, cioè i comitati di sorveglianza, si chiama sistema duale, però ci sono diverse modalità di partecipazione. Chiudo una parentesi, la CISL in questi giorni ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per definire con legge ordinaria l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione. Chiudo la parentesi. Quindi vi invito, anche visto che siete maggiorenni, anche ad andare a sottoscrivere la proposta di legge, a sostenerla con la firma, perché dovremmo raccogliere 500.000 firme per poter poi presentarla al Parlamento. Ma perché vogliamo fare questo? Perché crediamo che questo Paese abbia bisogno di una svolta, abbia bisogno di fare tutto quello che è stato in modo magistrale rappresentato dal professore, far sì che il mondo del lavoro e il mondo degli imprenditori finalmente lavorino assieme, che non siano compartimenti stagni, che non lavorino per compartimenti stagni, che è avvenuto purtroppo in questi anni, a parte alcuni casi. Ci sono alcuni casi importanti anche di partecipazione che sono avvenuti attraverso la contrattazione in alcune grosse aziende, in particolare dell'industria, ma non solo, anche del terziario, ma sempre con quella visione corta, quella difficoltà di una vera partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla definizione delle strategie e degli obiettivi. Perché dico obiettivi e strategie? Perché se vogliamo pensare, vengono un po' i temi della flessibilità degli orari, di modificare il sistema organizzativo che regola il rapporto di lavoro dipendente subordinato, dobbiamo cambiare le regole, nel senso che passare dalla obbligazione di mezzi, perché il rapporto di lavoro dipendente è un'obbligazione di mezzi, non è un'obbligazione di risultati, cioè io dipendente devo prestare il massimo delle mie conoscenze, del mio rendimento al datore di lavoro per la realizzazione della prestazione per la quale sono stato assunto. Non ho l'obbligo di arrivare a un risultato, ma siccome sta cambiando il mondo del lavoro e delle imprese, per tutto quello che è stato detto non lo voglio ripetere perché sennò rischiamo di andare troppo lunghi, si andrà sempre più verso un'organizzazione del lavoro per obiettivi, sempre meno per la prestazione lavorativa, la misurazione della prestazione con l'orario di lavoro, ma sempre più sul raggiungimento degli obiettivi. Ma perché ciò avvenga, prima di tutto va stabilito come i lavoratori fanno parte della realizzazione di quelle strategie e di quegli obiettivi, perché se no succede quello che è successo nella finanza speculativa. Io sono dipendente di banca, sono segretario della CISL, ma sono dipendente, il mio rapporto di lavoro è in capo a Intesa San Paolo, prima era di Veneto Banca. Ero tra l'altro responsabile del gruppo della CISL di Veneto Banca. E le grandi battaglie che ha fatto la mia categoria nel periodo della speculazione di subprime era quello di pretendere una responsabilità sociale dell'impresa, perché l'impresa non è solo del proprietario, degli azionisti e dell'imprenditore, è della comunità.
perché se un'impresa va male ci rimettono tutti. E infatti noi partecipiamo regolarmente come lavoratori alla distribuzione delle perdite, perché quando un'impresa va male arriva la cassa integrazione, arrivano gli licenziamenti, arrivano i contratti di solidarietà per ridurre gli stipendi per poter provare a rilanciare, ma non partecipiamo mai alle strategie. E quando noi invocavamo la partecipazione nel mondo bancario, volevamo proprio limitare l'abuso che c'è stato della finanza speculativa. Perché? Perché la finanza speculativa, perché è stata introdotta? Perché remunera nel breve un sacco di soldi ai manager e ai proprietari delle imprese, al capitale. Remunerava un sacco di soldi. Veneto Banca e Vicenza cadono proprio su questo, perché i manager si garantivano gli appannaggi con la giustificazione che erano in grado di distribuire a tutti i dividendi, ma i dividendi si distribuivano su un castello di carta perché erano crediti inesigibili, ma siccome non erano quotate le aziende potevano far finta che tutto andasse bene. Insomma, lo semplifico molto perché sarebbe bisogno di più tempo. Quindi quando noi pretendiamo di partecipare agli obiettivi, quindi vogliamo cambiare paradigma di questo Paese e non più limitarci solo a tutelare i lavoratori nell'ottica delle necessità di breve o nell'ottica individuale, ma di far sì che le imprese siano orientate negli obiettivi e nella costruzione delle strategie a lungo termine per distribuire valore. Perché se le imprese sono orientate in un'ottica di lungo termine nella costruzione del business e dell'attività, probabilmente, però questi sono dati certi, la Volkswagen è la prova, sopravvivono a loro stesse e sono in grado di distribuire valore, tant'è che poi la Volkswagen, dopo il periodo di crisi, sempre con la logica della partecipazione e condivisione con i lavoratori, con i rappresentanti dei lavoratori, ha innescato un meccanismo virtuoso che ha portato poi al rilancio, a premi di produttività importanti, cosa che non è mai avvenuta nel nostro Paese. Cioè, non succede, cioè la ricchezza viene distribuita ma è molto polarizzata. Quindi per arrivare a provare anche perché non ho il telefono, gli orari come siamo messi, ok, vado alle conclusioni perché vedo che stiamo passando con il tempo. Cosa possiamo fare e come lo vogliamo fare rispetto all'orario di lavoro? Credo che la chiave, come dire, lo svincolo principale, fondamentale, sia proprio questo: superare un impasse culturale che c'è nel nostro Paese, che continua a separare il mondo imprenditoriale dal mondo del lavoro, pensando che siano due compartimenti stagni. E invece la prova ne è che oggi sempre di più il lavoro le professionalità, le competenze si legittimano con quello che diceva il professore, che anche prima il dottor Olivotto, questa facilità con cui i lavoratori si riciclano, brutto termine, insomma, si ricollocano nel mondo del lavoro. Un po' in Italia è dovuto anche alla scarsità di forza lavoro che c'è. Anche qua dovremmo passare dalla logica della propaganda, scusate l'inciso, ma io dovunque vado lo dico perché è una cosa che proprio non riesco a sopportare, e dalla logica della propaganda alla logica del buonsenso. Cioè, se un paese che non ha tassi di natalità in grado di sostenere il sistema del welfare economico dei prossimi 20 anni, o pensiamo a gestire l'arrivo di flussi migratori con il buonsenso, con la ponderazione dovuta, oppure qui il rischio è che perderemo ancora quote di imprese. E quello che sta succedendo, la diaspora che c'è, l'emorragia che c'è dal lavoro pubblico al lavoro privato, ne è il segnale. Cioè, vanno via lavoratori dalle case di riposo perché i carichi di lavoro sono eccessivi, perché sono poco pagati, sono poco remunerati, vanno a lavorare nel privato perché lì c'è un po' di margine di
manovra in più sulla retribuzione individuale, perché oltre alla retribuzione che dicevo prima collettiva stabilita dai contratti, poi nel privato c'è anche la possibilità di ottenere quei cosiddetti super minimi, quella parte aggiuntiva della retribuzione, che noi come sindacato abbiamo sempre osteggiato, perché poi ci viene calcolata sempre nel monte totale del costo del lavoro, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi dicevo che noi dobbiamo superare questa impasse culturale e quindi parte sindacale ma anche parte datoriale, e lavorare su modelli di sviluppo sostenibili, perché siamo dentro a 3 grandi fratture che sono state raccontate prima dal professore e dal dottor Olivotto, che sono quella pandemica che ha cambiato radicalmente modelli organizzativi del lavoro. Guardate che erano 30 anni che come organizzazioni sindacali chiedevamo lo smart working, ma ci è voluta una pandemia perché si potesse introdurre. Quando le aziende l'hanno scoperta, non ne vogliono più fare a meno di smart working, perché hanno visto che c'è un rendimento maggiore dei dipendenti, ancorché non ci sia la stessa remunerazione corrispondente del rendimento maggiore. Io ho mia moglie, che anche lei è dipendente, impiegata di banca, quando faceva smart working nel periodo della pandemia non aveva più distinzione di orari, cioè lavorava anche sabato e la domenica per quanto è impiegata, e quindi è soggetta alla retribuzione a 37 ore e mezzo, perché il contratto settimanale dice questo, l'orario settimanale. Allora io credo che ci dobbiamo tener conto di queste 3 fratture che sono in corso, che è quella del Covid, che ha cambiato per necessità l'organizzazione del lavoro e ha accelerato i processi di trasformazione. La seconda frattura è quella ambientale, perché il modello di sviluppo così come è concepito non fa reggere il pianeta, non fa reggere i nostri territori. No? Noi siamo in un territorio considerato hotspot dell'Europa, cioè focus dei cambiamenti climatici. La siccità, a parte queste settimane di pioggia, ma la siccità insomma ne è un esempio. La terza frattura è quella demografica che dicevamo prima, quindi o riusciremo assieme le parti sociali, assieme alle parti datoriali e assieme alle istituzioni, e quindi voi non siete solo prossimi lavoratori, siete anche elettori, siete cittadini, quindi abbiamo tutti il doppio onere, cioè quello di tutelare noi, i nostri colleghi, se decidiamo di fare attività sindacale per noi che siamo rappresentanti, come tutelare la comunità in cui viviamo. Quindi la logica dell'individualità, dell'individualismo, auspico che come giovani la combattiate, perché siete il futuro del paese e non c'è solo un futuro fuori dall'Italia, c'è un futuro anche qui. E la prova ne è che siamo un territorio dinamico, avete delle competenze, chiudo su questo, avete delle competenze che sono oggi la vera chiave di tutela. Voi potete costruirvi delle competenze. Non è vero che la tutela oggi per questo Paese è l'articolo 18, la reintroduzione dell'articolo 18, è la crescita e la tutela della formazione delle competenze, che sono competenze sempre più trasversali, non sono solo le competenze professionali. Però se non riusciremo a superare questo blocco culturale che c'è in questo Paese, che si pensa che la precarietà si va combattuta con la lotta al contrasto all'abuso dei contratti pirata, all'abuso dei contratti a termine, eccetera, eccetera. Ma se noi costruiamo le competenze trasversali, dando ai lavoratori o chi entra nel mondo del lavoro capacità, possibilità di formarsi, di adeguarsi, di riconvertirsi rapidamente attraverso le risorse pubbliche e non solo, noi diamo strumenti di tutela, perché la prova è che ci sono state in provincia di Treviso l'anno scorso 46.000 dimissioni, ma dimissioni che hanno avuto un orizzonte di ricollocamento per l'80-90%, non ricordo male, nell'arco di 30 giorni, cioè chi si è dimesso in 30 giorni ha trovato un posto di lavoro. Quindi la vera sfida è proprio questa, lavorare assieme tutti, comunità, parti sociali, parti datoriali e soprattutto le istituzioni e la politica, per costruire un sistema di tutele che sia legato alle conoscenze, alle competenze, alle politiche attive, all'incrocio domanda-offerta di lavoro, perché di offerta ce n'è moltissima e di domanda pure, ma non ci riescono ad incrociare i due mondi. Noi come CISL stiamo lavorando su questo, vogliamo che questo Paese risorga dalle sue condizioni di marginalità, perché oggi le grandi direttrici economiche, sociali e culturali anche del pianeta non passano più solo per il Mediterraneo, passano per altri ambiti. È vero quello che diceva il professore, abbiamo tanti lavoratori poco formati, poco preparati in giro per il mondo,
ne abbiamo tanti qua che hanno grandi capacità e grandi conoscenze, e quindi questo è l'obiettivo che dobbiamo assieme mettere in atto per creare condizioni di sviluppo non solo economico ma anche sociale di questo Paese. Mi fermo qua. Bene, grazie anche a Massimiliano Paglini. Beh, ragazzi, direi tanta roba è stata messa sul piatto, no? Io non so come voi affronterete tutto questo. Vi stiamo lasciando un mare di problemi. Però direi che vi stiamo lasciando anche qualche opportunità, perché per esempio si è parlato di Costituzione della nostra Repubblica e si è parlato di dottrina sociale della Chiesa, che va bene sia per quelli che ci credono, ma anche per quelli che non ci credono. E io vi invito quindi a tener conto di queste opportunità. Abbiamo intitolato adesso uno sguardo al futuro, e siccome voi siete il futuro, perché noi siamo il passato, il vostro direttore l'altro giorno quando sono venuto a trovarlo ci diceva che noi siamo scaduti come lo yogurt, però ho sentito subito dopo qualcuno che diceva che lo yogurt, anche quando è scaduto, non è proprio da buttare e continua ad essere buono, almeno fino a quando non fa la muffa. La muffa non l'abbiamo ancora fatta, quindi non buttateci proprio del tutto, e a questo punto io chiedo a voi di intervenire. In sala ci sono anche altre persone che svolgono dei ruoli sia nel mondo della formazione ma anche nel mondo del sindacato e delle imprese. Se ne hanno voglia, dando la precedenza a voi giovani, possono intervenire per domande e chiarimenti ai due relatori che sono rimasti in sala, al professor Campagna e a Massimiliano Paglini. A voi. Portiamo il microfono lì. Sì. Ecco, c'è bisogno di venire da questa parte, ma non siete timidi. Spezzo il ghiaccio. Allora, il tema è complesso, ma c'è qualche caso virtuoso in Italia, a parte quello visto nel video? Allora, noi siamo una realtà, come dire, di produzione, cioè raccontiamo il mobile, ma anche indirettamente il metalmeccanico nel momento in cui ci occupiamo o ci interessiamo di macchine utensili. Io, senza fare nome e cognome, sono di un'azienda di Rimini che produce in larga parte macchine utensili, che durante l'estate, pur consapevole delle condizioni climatiche, offre una flessibilità strana, stagionale direi quasi, dove i propri dipendenti vanno in reparto alle 5 della mattina, lavorano per le 8 ore e poi possono andare al mare. Siamo a Rimini, quindi tutta la zona adriatica può essere operazione balneare molto interessante per il estivo. Ma c'è qualcosa che possiamo raccontare, magari non dico a chilometro zero, ai nostri ragazzi, per dire: ragazzi, non sono così distanti questi argomenti da voi, magari domani, fra 2 giorni, dico una cosa strana ma vera, vorrete voi fare lo straordinario, perché vuol dire guadagnare qualche soldo in più per comprare la macchina. Noi vi stiamo dando una lettura ad ampio respiro, siate attenti, siate sensibili a capire cosa sarà il futuro fra 5, 6, 7 anni, nella stessa modalità con cui noi di una certa età, dei portati digitali, ci siamo rimessi in gioco, perché noi di qualche anno abbiamo dovuto accettare la scommessa del digitale e o si era vivi o si era morti, quindi loro hanno altre sfide. C'è qualche caso virtuoso da noi? Allora, intanto il modello che vi ho raccontato nasce in Veneto. C'è questa storia di fare la programmazione che vi dicevo prima, materiali, macchine, prodotti da realizzare uomini, è fatta in un'azienda che produce ingranaggi del Padovano. Aveva una matrice tedesca, ma forse questo, non so, l'incrocio forse è stato... il primo esempio che abbiamo di questo modello è la ZF, che ha fatto questo modello. Impresa, scusa? ZF, ingranaggi per motori navali, eccetera. Un'azienda che lavora per commessa, significa
che non faccio sempre la stessa cosa, ma che ogni volta devo produrre dei prodotti che il cliente mi chiede. Questa è la commessa. E quindi, avendo la commessa, c'era un problema, che uno lo vuole consegnato in 3 mesi, l'altro lo vuole consegnato in 4 mesi, con un certo tipo di ingranaggi, con altri tipi di ingranaggi, quindi c'era un problema di flessibilità. In questa azienda, grazie anche al contributo di uno della rappresentanza, che ha avuto l'idea di raccogliere i desiderata dei colleghi, c'era il modello di questo genere. Ogni mese veniva chiesto alle persone se erano disponibili, se avevano ore in più o se avevano bisogno di ore in meno. Così nasce il modellino che vi abbiamo rappresentato. Poi questa cosa si sviluppa, ci sono molti altri esempi, quindi gli esempi non sono solo nei servizi. Il primo esempio proprio di questo modello è un esempio manifatturiero. Seconda osservazione. Noi abbiamo un sistema produttivo che dagli ultimi dati Istat lo possiamo classificare così. Il 40% va più che bene, il 25% va male, il restante io speriamo che me la cavo. Questo è il modello oggi. Il 40% è cresciuto, qualche anno fa era il 30%, quindi segnali buoni ci sono e sono tanti, quindi c'è un'impresa, e quell'impresa che fa questo mette insieme proprio tutti quegli elementi di cui parlavamo. Mette insieme l'innovazione organizzativa. Che cos'è l'innovazione organizzativa? Ve l'ho raccontato parlando di team. Innovazione organizzativa significa questo: pensare di dividere e distribuire il lavoro in una maniera diversa da come la facevamo prima. Quali sono le caratteristiche dell'innovazione organizzativa di questo tipo? Le caratteristiche sono 2, 3. Uno, quello che vi dicevo, la riduzione del controllo gerarchico. Se si riduce il controllo gerarchico, il controllo lo deve fare qualcun altro, chi lavora. Quindi l'ampliamento delle competenze di chi lavora. 3, lo sviluppo del coordinamento orizzontale fra le persone. Negli Stati Uniti d'America è stato calcolato che il costo del coordinamento cuba il 20% di tutti i salari. Quindi, fatto 100 i salari dati alle persone, 20 servono per coordinare. Se ragioniamo come il dottor Olivotto, la domanda è se è un'attività a valore aggiunto, se è uno spreco, se è un incidente. E quindi che significa? Che chi innova, per poter ottenere risultati nuovi, non può innovare solo le macchine. Noi soffriamo di macchinismo industriale. Conosco centinaia di aziende piene di macchine, disposti a spendere soldi in macchine, ma non disposti a spendere soldi in formazione. La prima cosa che tagliamo è la formazione, fra le altre cose. Allora, c'è una speranza, ci sono molte, ne avete altre anche qui sul territorio. Ho fatto una grande esperienza di partecipazione, sempre a Padova, questa di qualche anno fa, in cui abbiamo sviluppato questo modello della partecipazione all'Arneg, quella che fa i banchi frigoriferi. La storia dell'Arneg è la seguente: azienda che produce banchi frigoriferi su commessa, quindi legata ancora una volta a un cliente, che chiede, siccome apre un supermercato in Russia, vuole i banchi frigoriferi fatti in una certa maniera, con certi colori, certe misure, e quindi bisogna produrre tanti banchi frigoriferi in Italia e nel mondo. Per fronteggiare la richiesta usano la flessibilità numerica di cui vi parlavo prima, cioè prendono degli interinali, cioè delle persone che per un tempo limitato, oggi gestite dalle società che le affittano, vengono portate in azienda a fare i banchi. Il banco frigorifero, fatto così, genera quello che vi dicevo prima, una quantità di difetti elevata, in più attraverso una giurisprudenza un po' marpiona genera un contenzioso gigantesco, per cui l'azienda paga anche un sacco di penali per il tipo di rapporto di lavoro che aveva messo in piedi. Situazione di crisi. L'azienda è sull'idea, è nella prospettiva di spostarsi in Polonia e di chiudere qua. Questo è il momento di crisi. In questo momento di crisi ha introdotto un modello organizzativo nuovo, dottor Olivotto,
Il modello organizzativo nuovo è il cosiddetto modello Lean. Che cos'è il modello Lean o Lean Production? Il modello Lean è quello che cerca di ridurre i tempi morti di coordinamento orizzontale fra una parte del flusso e un'altra, dai fornitori fino ai reparti. Quindi l'idea del modello Lean è non aumentare i ritmi, perché anche se aumento di 2 secondi non ho il vantaggio che invece ottengo se riduco i tempi di attesa di 5 giorni. Questo è il modello Lean. E questo modello Lean che abbiamo importato dai toyotisti è stato infilato in un reparto. C'è questa linea nuova che dovrebbe funzionare così, ma la linea non funziona. Perché non funziona? Vari tipi di osservazioni. A un certo punto alla domanda: ma le persone che sono state inserite nel reparto che sanno della Lean? Sì, è venuto uno, gli ha fatto 4 ore di formazione e gli ha spiegato cos'è il modello Lean. In quel caso abbiamo detto no, bisogna fare in una maniera diversa, bisogna che le persone capiscano che cos'è il modello Lean. Ed è stata organizzata una formazione di massa, abbiamo formato 700 persone in 7 mesi, 3 giornate piene ciascuno, che erano fatte in questo modo. Prima giornata, spieghiamo i numeri dell'azienda, perché l'azienda è in crisi, comunichiamo i dati di mercato, eccetera. Secondo, spieghiamo perché è stato fatto il modello Lean. Terzo, facciamo un esercizio, proviamo a giocare un modello, una cosa che ormai usano tutti, ma queste erano in epoche preistoriche, quando vi parlo abbiamo usato il modellino, il classico montaggio delle macchinine Lego. Abbiamo messo delle squadre sedute vicine che dovevano montare tante macchinine diverse e misurare il tempo per montarle. Ognuno doveva fare il suo mestiere, come scritto nelle istruzioni. Il primo fa il primo pezzo, il secondo fa il secondo pezzo, il terzo fa il terzo pezzo. Al secondo giro un gruppo ha detto: ma io che sto aspettando, non potrei intanto preparare i pezzi che servono per poter montare le macchinine? Aveva capito il modello Lean in un secondo. Dopodiché il giorno dopo siamo andati sulla linea e sulla linea siamo andati a vedere che cosa faceva ciascuno. Uno faceva la prima parte di schiumatura e preparava il cassone un altro cominciava a inserire dentro un pezzo del banco frigorifero, quell'altro metteva i cavi, quell'ultimo faceva il collaudo. Ognuno di questi tempi erano tutti disallineati, uno faceva di corsa, l'altro aspettava. Allora abbiamo fatto il gioco maestro-padrone. Ognuno insegnava al vicino quello che sapeva fare, dopo diventava garzone, quello diventava maestro. In un giorno tutti hanno imparato a fare tutte le postazioni. Il terzo giorno siamo andati a vedere la nuova linea e abbiamo capito cos'era la linea. Cosa vi voglio dire? Che questa, la partecipazione di cui vi parlo non è quella di democrazia industriale di cui il sindacato giustamente si fa portatore. Vi sto dicendo che la partecipazione è un fattore strutturale di produttività e di innovazione. Cioè è come avere i materiali. Se non c'è si produce male, se non c'è non si innova bene. È un fattore strutturale. Ma partecipare non è alla viva il parroco quando si gioca dietro al pallone, bisogna saper giocare, quindi bisogna insegnare anche l'espressione in casa dell'impiccato non va bene, però la possiamo sempre utilizzare. Bisogna insegnare. La partecipazione è una cosa che si impara, non si inventa. Non è il sistema dei suggerimenti non è l'idea al bar, io farei così, con cui qualcuno fa anche politica, no? Io farei così e poi infila la ricetta. Richiede testa, richiede pensiero, richiede comprensione del problema e soluzione del problema. E negli ambienti in cui si fa così, tanto per andare ai costi, ambienti organizzati in questa maniera grandi, producono 30 suggerimenti a testa negli stabilimenti, moltiplicatelo per il numero di suggerimenti. Non sono ideuzze, suggerimenti sono progetti valutati e costificati, che sanno dire quanto guadagno se la applico, è applicato. 30 suggerimenti, non c'è ufficio tecnico che è in grado di farlo in un anno. 30 per 200 persone sono 600, per 6.000. Di questo sto parlando. Allora, la speranza c'è,
perché poi in più le competenze ci sono. La lamentela più grossa che c'è nelle aziende è: non ci stanno a sentire. Io vorrei... E quindi che cosa? Invece di venire il suggerimento, esplode la lamentela. E la lamentela non porta da nessuna parte. E il rappresentante fa il rappresentante della lamentela. E come faccio a rappresentare gli altri se rappresento la lamentela? E di chi si lamenta di più, perché chi non si lamenta non viene rappresentato. Quindi spazio ce n'è tantissimo. Questo è il salto di innovazione. In Italia non abbiamo, vorrei farlo il calcolo, quanto costa il coordinamento in Italia. Vi suggerirei di provare a farlo. Prendiamo gli stipendi, ragioniamoci un attimo, quanto costa il coordinamento? È come la Lean, non si aumenta la produttività perché si riducono i ritmi, si intensificano i ritmi, si aumenta la produttività perché si eliminano gli sprechi, che è un'altra cosa, un altro modo di ragionare. Mi fermo, qui ci sono tanti altri aneddoti, però diciamo, i casi concreti ci sono, tanti. Beh ragazzi, tanta roba davvero, insomma. Adesso ti presenti anche magari. Tieni. Mi chiamo Marco. Quinto anno? Perché per loro non è... Quinto anno? Sì, sono del quinto anno, okay. Quinta C. Okay. Prima abbiamo parlato dei salari minimi e volevo capire, ci sono forze politiche che vogliono imporre questo salario minimo, volevo capire se ci sono i sindacati che sono d'accordo su questa imposizione. Noi più che chiedere che vengano applicati dei minimi salariali per legge, pretendiamo che vengano applicati i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative di riferimento, le chiamiamo noi, perché se noi andiamo a fare l'analisi di quali sono i minimi salariali previsti nei contratti collettivi, scopriamo, a parte che abbiamo, sempre per l'anomalia che vi dicevo prima, in questo paese una copertura contrattuale molto larga, diversa da altre realtà giro per l'Europa. In Italia il 92% dei lavoratori ha un contratto collettivo, gli viene applicato un contratto collettivo sottoscritto da CGIL e CISL-UIL, dalle organizzazioni più rappresentative. Se noi andiamo a fare quell'analisi, dicevo prima, dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi, scopriamo che l'80% dei lavoratori a cui viene applicato un contratto collettivo è già dentro al minimo, si parla di 9 euro, 8 euro. Se però andiamo ad allargare lo sguardo non solo alla parte salariale, ma a quello che noi chiamiamo trattamento economico complessivo, che tiene conto dei diritti costruiti nei contratti, che sono il welfare, l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza integrativa, tutti i diritti che abbiamo costruito con la contrattazione, i permessi, anche quelli sono forme remunerative indirette. Noi scopriamo che si allarga quell'80%, non arriviamo al 100%, ma si allarga la percentuale superiore ai minimi salariali. Qual è il rischio se si dovesse arrivare ad una legge? Noi come CISL siamo contrari alla legiferazione in questa materia, perché la legge rischia di scartare la contrattazione, perché il datore di lavoro domani, invece di applicare il contratto collettivo che è stato negoziato tra le organizzazioni sindacali e la sua associazione di categoria che ha sottoscritto il contratto, perché anche i datori di lavoro sono organizzati in associazioni di categoria, applicherà il minimo previsto dalla normativa, non applicando più tutto quello che è previsto dai contratti collettivi, quindi l'articolazione delle professionalità, quindi a seconda di come del tipo di lavoro che faccio, sono un operaio specializzato, un impiegato, un quadro direttivo, cambiano le modulazioni della remunerazione salariale e non applicherò più quello che riguarda quello che dicevo prima, i diritti accessori, chiamiamoli così per capirci. Quindi noi quello che chiediamo, se mai si dovesse arrivare a una legiferazione in materia, che riconosca, perché questo dice la direttiva europea peraltro,
che riconosca i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Perché se sganciamo i minimi salariali dalla contrattazione collettiva, noi creiamo un mare di poveri. Perché, io uso sempre questo esempio, siccome anche per legge, perché la narrazione è, ma se è la legge che lo dice, il datore di lavoro deve applicare la legge. Beh, ma quanti sono che evadono le tasse? Eppure la legge dice che non si devono evadere le tasse. No, tanto perché ci sono 100 miliardi di evasione fiscale in questo paese. Quindi noi non vogliamo che ci sia un'applicazione tout court, pretendiamo un rafforzamento dei meccanismi che definiscano l'applicazione di contratti collettivi, soprattutto i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, che sono quelle che vi dicevo prima, hanno costruito il sistema delle tutele dei lavoratori e che sono oggi in essere per tutti, anche a chi non è iscritto al sindacato. E quindi noi pensiamo che se ci dovesse essere una legiferazione debba essere collegata, come dice la direttiva europea, alla contrattazione collettiva. E compito nostro è quello di prevedere e difendere le tutele attraverso la contrattazione e anche la perdita del potere d'acquisto dei salari. Ci sono altri che intendono intervenire? Prego. Immagino che lui sia uno dei vostri insegnanti, no? I capelli sarebbe drammatico se fosse ancora uno studente di questa scuola. No, chiedo... Però ci hanno detto che insomma la formazione sarà per l'intero arco della vita o giù di lì. Sì, però non vorrei essere in quinta perché sarebbe un problema, anche per i docenti, insomma. No, chiedo una cosa, diciamo forse tocca in maniera non diretta il tema che viene trattato oggi, però è una cosa che ho nel cuore, ovvero la questione della presenza spesso in azienda di lavoratori che sono diretti dipendenti dell'azienda stessa, e quindi c'è la tutela dello statuto dei lavoratori, tutte queste cose, e poi dall'altro lato dei lavoratori in appalto, e questo vale anche per gli enti pubblici. Mia moglie era una CocoPro, quindi è andata a manifestare a Venezia con il sindacato per la tutela dei lavoratori dipendenti e si è sentita anche presa in giro, devo dire la verità. E questa è una cosa, è una costante di un mercato del lavoro distorto e distorsivo, e come dire, si parla di orario di lavoro, poi ci sono dei temi grossi che non vengono toccati e vengono in maniera proprio, come dire, incurante, elusi, e sembra, tutti sanno che funziona così, ma si fa finta che non esista. Invece è il vero nodo del mercato di lavoro, che è costruito in un, come dire, dentro un sistema che è completamente distorto. E parlando di dottrina sociale della Chiesa, questo credo sia il vero nodo su cui la dottrina sociale della Chiesa e anche, come dire, gli enti preposti, lo Stato e le relazioni industriali dovrebbero lavorare, garantire che i lavoratori che fanno la stessa cosa siano garantiti allo stesso modo, e questo vale anche per gli insegnanti. Io sono un precario e io non ho le stesse garanzie che hanno i miei colleghi che sono a tempo indeterminato, e trovo che questa sia una cosa vergognosa, glielo dico sinceramente, lo dico a tutti, ma è quello che mi viene dal cuore, e questo è il vero nodo del mondo del lavoro in Italia in particolare. Ok, grazie. Ce la facciamo? Sì. Non posso che condividere le riflessioni. Non voglio fare una provocazione, però noi pretendiamo, per esempio, sulla ultima proposta, decreto legge lavoro, che a parte non si capisce ancora perché i testi non li ho ancora visti io personalmente, l'allungamento della possibilità di
assumere contratti a termine con le causali, con maggiori causali, noi pretendiamo che le causali siano regolate dalla contrattazione collettiva e non che vengano regolate dalla legge. Quindi tutto il tema di come regolare il rapporto di lavoro, lo dicevamo prima, deve venire sempre meno la logica del principio meccanico di tutela del posto di lavoro, sempre più legato alle competenze, alle possibilità, alle professionalità delle persone, dei lavoratori. È chiaro che tutti vanno messi nella stessa condizione di poter accedere alle competenze, poter far crescere le proprie competenze e quindi fare formazione. Per quanto riguarda la questione dei contratti, diciamo, della flessibilità, che non diventa poi flessibilità, diventa stabilità, c'è una grossa battaglia in atto e anche su questo come organizzazioni sindacali abbiamo detto la nostra, però poi dobbiamo essere capaci di raccogliere la disponibilità delle persone a sostenere la posizione politica o sindacale, che è quella di disincentivare l'uso dei contratti, come dire, a termine o della somministrazione lavoro in questo caso, o tutta quell'altra strumentazione che è dal lavoro in affitto allo staff leasing, che era stato introdotto nella riforma del lavoro con la logica di rafforzare la possibilità delle persone di lavorare e di essere stabilizzate. È stato utilizzato male, c'è stato un abuso. Troppi contratti di somministrazione diventano contratti quasi stabili, troppi contratti a termine venivano rinnovati troppe volte, non per le ragioni per cui erano stati istituiti. Quindi la flessibilità in entrata nel mondo del lavoro è una strumentazione fondamentale, ma noi chiediamo di rafforzare lo strumento dell'apprendistato professionalizzante per quanto riguarda la flessibilità nel mondo del lavoro, nell'entrata nel mondo del lavoro. C'è però, come diceva lei, un problema enorme che è quello che, paradossale anche, che il privato per certi versi, soprattutto dove c'è una forte sindacalizzazione e una presenza, un'adesione del sindacato e della contrattazione che ne consegue, parlo dell'industria in particolare, quella metalmeccanica ma non solo, che quella precarietà che invece c'è nel pubblico impiego non c'è. Perché abbiamo rafforzato la contrattazione. Questo non significa che nel pubblico impiego non si sia fatta contrattazione e non si cerchino di tutelare le persone e i lavoratori. Però ho fatto un passaggio velocemente prima, in questo paese abbiamo un problema di risorse. E com'è che funziona in questo paese quando c'è un problema di risorse? Che invece di andare a fare la lotta seria all'evasione fiscale andiamo a tagliare la sanità, la scuola, il TF, un dipendente pubblico, lo dico ai ragazzi, quando va in pensione non ha la liquidazione immediata del TFR, perché lo Stato deve fare cassa, non ha le possibilità di farlo, quindi viene versato entro 24 mesi una percentuale del TFR e poi liquidato il resto dopo 24 mesi. Quindi c'è una diversità di diritti in questo paese, però purtroppo dobbiamo tornare a rivendicare prima di tutto non solo i diritti uguali per tutti, ma rivendicare che questo paese recuperi l'evasione fiscale, perché se non ci saranno risorse non ci sarà neanche la possibilità di sostenere il sistema del welfare. Tra le cose che stiamo chiedendo per quanto riguarda il decreto lavoro è speriamo nella fase di approvazione definitiva, di rafforzare, di premiare le imprese quindi anche dovrebbe essere il sistema, la pubblica amministrazione, però non è così automatico, il paradosso è sempre questo, che in questo paese alcune regole valgono per il privato, non si riescono ad applicare nel pubblico, di premiare quelle imprese che a valle della flessibilità in entrata stabilizzino o che assumano con contratti a tempo indeterminato. Ma la vera battaglia qui è sempre quella che dicevo prima, far crescere le competenze, rafforzare le politiche attive, mettere in condizioni i lavoratori di stare sul mercato del lavoro per quello che valgono e non solo per meccanismi automatici. Però il tema lo abbiamo sotto gli occhi, quello della precarietà nel pubblico impiego, che è legata alla scarsità di risorse finanziarie. No, infatti
Assolutamente sì, c'è tutto un mondo legato al terziario, agli appalti, che è assolutamente un tema, ma lì diciamo che è attraversato anche dall'applicazione di contratti pirata, diciamo noi, quindi contratti che non sono sottoscritti da CGIL e CISL-UIL, perché lo dico ai ragazzi, in questo paese se voi in 2, in 3 costituite un sindacato e parallelamente c'è un datore di lavoro che in 2 costituisce un'associazione datoriale e firmate un contratto collettivo, lo depositate al CNEL, diventa un contratto collettivo a tutti gli effetti. Peccato che non abbia, come dire, le tutele magari previste, perché purtroppo sindacati di comodo ci sono anche nel nostro mondo, nel nostro paese, come ci sono sindacati, associazioni di comodo dei datori di lavoro. Quindi la vera sfida qui è che partecipiate al sindacato, magari solo iscrivendovi al sindacato. Se poi volete anche intraprendere un percorso di partecipazione, di impegno sindacale, noi pensiamo che sia una vera sfida anche per noi come organizzazioni sindacali confederali, perché non è così scontato che ci siano giovani che si affacciano alla vita sindacale, perché se no i diritti non sono garantiti e domani si possono costituire tranquillamente, e lo fanno purtroppo, associazioni e sindacati di comodo, firmano contratti collettivi e sono a posto da un punto di vista normativo, peccato che mettano nei guai i lavoratori a cui applicano quei contratti. Bene, grazie. Io credo, mi pare di capire, non ci siano altri interventi da parte vostra. Se non ci sono, prima di passare la parola a Don Andrea per le conclusioni, io ho l'obbligo ancora una volta di ringraziare innanzitutto voi ragazzi per la partecipazione, per aver deciso di dedicare parte del vostro tempo a questo appuntamento, i vostri insegnanti, l'istituto, la sua direzione, la preside e i nostri relatori. Spero che le cose che abbiamo esaminato questa mattina vi possano tornare utili nella vostra vita professionale e di studenti. E detto questo, Don Andrea, ti chiamerei da queste parti per le conclusioni. Ti spetta un compito mica da poco, no? A te il microfono. Grazie Daniele, grazie a tutti gli altri intervenuti e grazie a voi anche per il modo con cui avete partecipato in un ascolto attivo e anche propositivo dentro le battute e il dialogo di stamattina. Ma io non so se riesco a tirare delle conclusioni, perché il tema che abbiamo affrontato è ampio, è complesso, ha anche varie sfaccettature, e poi un conto è dire le cose, un conto poi è declinarle dentro quello che è l'ambito della vita, del mondo del lavoro, eccetera. Dico quindi alcune impressioni più che conclusioni, che però per noi diocesi pastorale sociale, penso anche per Pordenone, sono un punto di partenza per lavorarci su, e mi auguro che le vostre conclusioni, le vostre impressioni possiate tirarle anche voi e lavorarci su, perché sennò sto convegno qua stamattina è stato bello dal punto di vista della formazione, del porre l'accento su alcuni temi, ma rischia di essere altrettanto sterile se poi non ha una continuità e un farsi carico anche di quelle che sono le cose che sono emerse, tutti gli attori presenti, chi siede sul tavolo, chi ascolta, eccetera. Allora mi verrebbe da dire la prima cosa, che è questa, cioè ora del lavoro, orario di lavoro nell'era digitale non è una questione organizzativa. Ce lo siamo detti, penso, in tutti i modi stamattina, ma lo ribadisco in modo chiaro, non è una questione organizzativa, quindi tecnica. La tecnica e l'organizzazione arriva dopo come strumento, è una questione etica. Tante volte durante i dibattiti, gli interventi stamattina abbiamo parlato di valori, si parlava addirittura di orario come espressione di fiducia, fede nel senso umano del termine, e di affidabilità veniva detto anche. Beh, sono valori. Si parlava di partecipazione, sono valori. Quindi le scelte che facciamo sono ispirate da questi valori, perciò è una questione etica. E se non passiamo dal piano tecnico a una valutazione etica dentro le questioni, allora rischiamo di perdere la bussola e di non produrre nessun miglioramento, nessun cambiamento, ma soltanto applicazioni di modelli che vanno e vengono, ma che lasciano inalterato il senso di comunità e di partecipazione sociale, e quindi anche di qualità nel mondo del lavoro.
Detto questo, sottolineo alcune delle cose che sono emerse stamattina e che mi sono un po' appuntato. Riduzione degli sprechi, modello 80-180. Scusa, sì, 180-100. Modello 180-100. Bene, riduzione degli sprechi, cioè l'aumento della produzione avviene riducendo gli sprechi, ci è stato detto, no? Bene, allora questo mi sembra, correlato anche al tema dell'intelligenza artificiale, sia un punto di partenza fondamentale di cui tenere conto. Sprecare lo vediamo soprattutto in un mondo in cui si parla di sostenibilità, di miglioramento, di implementazione di modelli, l'uso delle risorse, non soltanto le risorse quelle del mondo del pianeta, ma anche le risorse di tipo di persone, lavorativo, eccetera. Questo è un punto su cui dobbiamo porre delle attenzioni anche dentro un collegamento col mondo dell'intelligenza artificiale come strumento efficace per questa riduzione degli sprechi. Secondo tema che è emerso stamattina, flessibilità. Abbiamo parlato di orari a menù, abbiamo parlato di queste cosette qui. Flessibilità non vuol dire soltanto miglioramento per le aziende che possono collocare meglio i lavoratori, usare meglio competenze e risorse. Flessibilità vuol dire anche attenzione e conciliazione con i tempi della vita. Dentro un contesto di, è stato detto prima da qualcuno, forse da Paglini, di inverno demografico, no? Quindi di calo di nascite, che per certi aspetti è frutto di una sfiducia nei confronti del futuro, per certi aspetti è frutto di un modello economico, per certi aspetti è frutto anche di un mondo del lavoro che non consente di dare un sufficiente spazio di tempo alle relazioni e alla gratuità. Parlare di flessibilità per certi aspetti vuol dire anche parlare di gratuità, e noi stiamo in piedi nella nostra vita, siamo persone proprio perché ci nutriamo di gratuità. Le cose più belle, l'amore, la famiglia, le relazioni, l'amicizia, sono cose gratuite. E se non c'è spazio per questa gratuità e se il mondo del lavoro non tiene conto di questa dimensione della gratuità, ne va della nostra dignità di persone. Un altro aspetto che abbiamo sottolineato è un po' il criterio di partecipazione. Riduzione degli sprechi, tema della flessibilità, tema della partecipazione. Partecipazione, era citato prima nell'intervento, è inserito anche nella nostra Costituzione italiana. L'articolo 46 della Costituzione che è stato citato tutela il diritto dei lavoratori di partecipare in modo attivo nelle politiche aziendali, nella determinazione delle politiche aziendali. È un diritto costituzionale del nostro Stato. Partecipazione vuol dire team working, per esempio, no? Capacità, è emerso anche stamattina, di lavorare insieme, di condividere obiettivi, di partecipare anche nella definizione di quegli obiettivi, partecipare ai processi decisionali. Questo è anche un problema etico più che organizzativo, perché vuol dire, per esempio, scegliere di non stare dentro una visione individualista del mondo del lavoro, ma dove ciascuno può portare la propria parte. Vuol dire riconoscere che l'originalità di cui ciascuno è portatore è un valore per tutti. Anche questa è una visione etica di persona e di lavoro che fa migliorare l'intero sistema. Anche la contrattazione, che più volte è stata sottolineata dal punto di vista del sindacato, è una forma di partecipazione. Non si può decidere a tavolino un diritto o una legge o qualcos'altro. C'è bisogno di una partecipazione, nella forma in questo caso della contrattazione, per cui ciascuno possa essere attore protagonista in quello che si va definendo. E quindi dentro questo criterio di partecipazione ecco che torna ancora il tema della fiducia. O c'è una visione di comunità, di fiducia, di relazione su cui si punta a livello sociale, oppure non si costruisce società, si costruiscono diritti individuali, ma che poco producono di miglioramento a livello collettivo. Allora mi pare che un po' la sintesi di tutto sia un po' dire questo, che in questa visione etica stamattina abbiamo colto un processo, abbiamo parlato anche di processi stamattina, ne abbiamo colto uno, passare dall'attenzione all'orario di lavoro, 8-8-8, qui non sbaglio perché è tutto uguale,
8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore di tempo libero personale, dall'orario di lavoro al tema del lavoro e alle competenze che ci sono nel lavoro e agli obiettivi che nascono all'interno del lavoro. Quindi dall'orario al lavoro in sé e a quanto avviene nel mondo del lavoro. E ulteriore passaggio, passare dal mondo del lavoro, alla persona che lavora. Allora, ecco il processo, passare da un aspetto organizzativo a un aspetto di merito nel contenuto del lavoro, alla persona che lavora, che è il punto di riferimento finale. Se stiamo parlando di orario di lavoro nell'era digitale, sfide e opportunità, è perché vogliamo riconoscere queste sfide e opportunità per le persone che lavorano, per le relazioni delle persone, per le famiglie che ci sono dietro le persone che lavorano. Quindi è un tema etico in questo senso qui. L'altro giorno, il 1° maggio, era la festa dei lavoratori e come ogni anno anche i vescovi italiani hanno indirizzato un messaggio alla Chiesa italiana, ai cristiani dell'Italia e non solo, alla compagine sociale italiana. E hanno intitolato questo messaggio così: Giovani e lavoro per nutrire la speranza. Ecco il senso di essere qua stamattina. Guardare a voi, che siete più giovani di noi, che siete il presente e il futuro di questa nostra realtà sociale, guardare i giovani come coloro che hanno in sé quel bagaglio di sogni, desideri, non basta avere competenze, servono anche sogni, desideri insieme a competenze per costruire una società diversa, per costruire un mondo del lavoro diverso, per avere quell'attenzione alla persona che sentiamo come bisogno e desiderio e che può diventare modello anche nel mondo del lavoro. E restano anche delle questioni aperte, secondo me, che non sono state adeguatamente affrontate, magari soltanto abbozzate, ma che meritano di essere approfondite. È stata citata più volte, dottrina sociale della Chiesa, Costituzione italiana, la conosciamo? Forse un po' di più la Costituzione italiana, perché forse a scuola se ne parla, ma la dottrina sociale della Chiesa, che cos'è? Parlare di criteri come, principi come partecipazione, sussidiarietà, attenzione alla persona e al bene comune, rischiano di essere slogan vuoti, che quindi non vogliono dire niente, ma fanno bella figura in bocca alle persone, e che forse sarebbe un punto di partenza su cui insistere. Cioè abbiamo un patrimonio di 150 anni di riflessione su questi temi nella Chiesa, non tanto dal punto di vista confessionale quanto piuttosto dal punto di vista etico, che possono essere un bagaglio culturale a cui attingere per dare un contributo a queste riflessioni che abbiamo fatto stamattina. Come anche un'altra riflessione, un'altra domanda che mi nasce è: bene, riduciamo gli sprechi, ottimizziamo la produzione, liberiamo del tempo. Cosa ne facciamo di questo tempo libero? Stamattina sono state fatte delle ipotesi, magari lo usiamo per la formazione, ma magari io dico, se liberiamo quel tempo, facciamo attenzione che quel tempo non diventi sprecato in altro modo, che non diventi cioè il tempo in cui nascono problemi delle dipendenze, e oggi da partire da dipendenza dal gioco e da molte altre dipendenze è proprio il rischio della gestione del tempo libero. Quando le persone vanno in pensione, il rischio è quello di occupare quel tempo che si libera in modo per nulla umano e per nulla costruttivo. Quindi se liberiamo del tempo, cosa ne facciamo di quel tempo libero? Sarebbe bello che quel tempo libero fosse il tempo dello spendersi per il bene comune, nella gratuità, nella costruzione della società civile. Un'ultima parola, abbiamo sentito parlare in questi giorni di armocromia, mi pare che sia un po' il termine che va di moda in questi giorni su internet. Beh, mi verrebbe da dire, la parola chiave un po' a cui ispirarci è armonia, cioè si tratta di armonizzare sfere di vita che necessariamente devono stare insieme, la vita personale, la vita lavorativa, la gratuità e la produttività. Questo armonizzare è bello, mi sono guardato prima che radice etimologica ha, e ha dentro in sé la radice di legame. Legame è ciò su cui sta in piedi una società, il legame, relazione, eccetera. Ma ha la stessa radice di arte, armonia, arte, e aritmetica. Allora mi pare che questa sia una chiave di lettura. Per che cosa voglio dire armonizzare tempi di lavoro nell'era digitale?
vuol dire avere arte, creatività, capacità di comporre insieme le cose, ma anche sguardo a ciò che è etico e non soltanto produttivo, e aritmetica, cioè processo, cioè logica, cioè modo di organizzare il tempo e il lavoro. Ecco, mi auguro che da oggi ripartiamo imparando a mettere al centro l'arte, l'etica, la creatività, sogni, desideri, visione sul bene comune, e aritmetica, logica, organizzazione, perché l'una senza l'altro non producono altrimenti miglioramento. Bene, grazie anche a Don Andrea per le riflessioni che ci ha regalato con queste conclusioni, che non sono una conclusione ma sono casomai una occasione per pensare a qualche cosa che potremo continuare ad affrontare. Bene, allora io ringrazio i relatori, ringrazio tutti i presenti. Faccio sempre il mio mestiere, quello della padrona di casa, ecco. Purtroppo non sono riuscita a rimanere per tutto il tempo, ma ho sentito i ragazzi che erano seduti vicino a me che mi hanno riferito di un incontro, di un evento molto interessante, che sicuramente darà modo anche a loro di interrogarsi ulteriormente rispetto ai temi che avete trattato oggi. Quindi grazie a tutti i presenti, grazie a voi, grazie ai relatori che hanno accompagnato questa giornata di riflessione, grazie ai docenti e grazie anche ai ragazzi che mi pare si siano comportati in modo rispettoso e attento, e quindi questo mi rende particolarmente orgogliosa di loro. Bene, grazie a tutti e direi alla prossima occasione. Abbiamo ripreso, no, questo nostro evento, insomma ci auguriamo che ci possa essere una proposta ulteriore anche nel prossimo anno. Grazie ancora, grazie.